Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Staremo insieme come sempre fino alle 10. Ci sarà con noi dalle 8 Lorenzo Bazzocchi di Azione, poi nella seconda parte di Trieste in diretta, quella usualmente riservata al secondo ospite, saremo parzialmente insieme a Bernardo Gulotta che sarà a raccontarci la Maker Faire e quindi insomma sarà una sorta di happening fra lo studio e la piazza dove la Maker Faire si svolge. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui chiamare, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica, potete chiamare e potete inviare le mail quando desiderate. È logico che la puntata di oggi di Sveglia Trieste, almeno per quanto riguarda la lettura dei giornali, sia dedicata ampiamente all'elezione di Papa Leone XIV. Prima però, si parva licet, andiamo alle previsioni meteo. Vediamo la situazione generale. La depressione presente sull'Europa centro-settentrionale oggi tenderà ad influenzare di meno il Friuli Venezia Giulia. Da domani un promontorio anticiclonico si estenderà anche sull'Italia per alcuni giorni. Quindi oggi cielo variabile con maggiore presenza di sole verso la costa e maggiore nuvolosità invece verso la zona montana, specie il pomeriggio dove saranno più probabili piogge sparse, in genere deboli o moderate, ma anche qualche rovescio temporalesco. Sulla costa nelle ore notturne e al mattino soffierà bora moderata, in giornata venti a regime di brezza. Su pianura e costa invece questo è per domani. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche pioggia o di qualche locale temporale al pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, specie al mattino, e a Trieste dove potranno esserci raffiche anche sostenute. Già che ci siamo andiamo anche a domenica, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana, con possibili rovesci o temporali sparsi che potrebbero interessare successivamente anche le altre zone della regione, venti a regime di brezza. Questa dunque è la prima pagina del Piccolo. Costruiamo ponti, è il titolo. Fumata bianca al quarto scrutinio, Robert Francis Prevost, 69 anni, ha scelto il nome di Leone XIV, è il primo papa americano. L'insistito richiamo alla pace, l'omaggio a Francesco, il missionario agostiniano che predica l'accoglienza. Questo è il profilo del nuovo pontefice. L'incognita sulla residenza Santa Marta, vescovi e politici, faro di speranza e punto fermo. Ancora nella prima pagina del Piccolo c'è un'intervista alla nuova procuratrice, ho 3 priorità, dice, laddove poi per quanto riguarda il calcio il Treviso comincia a guardare al futuro e punta a Tesser, l'altro nome è Pierfrancesco Strano. Dal Piccolo andiamo al Corriere della Sera. Il titolo, il Papa americano, pace, Prevost eletto con il nome di, dovrebbe essere Prevost se lo pronunciamo all'americana, all'inglese, eletto Papa con il nome di Leone XIV, è il primo pontefice nato negli Stati Uniti, il grazie a Francesco, l'urlo della piazza, Trump grande onore, lo voglio incontrare. E qui ci sono adesso, allora, l'agostiniano che ama il tennis e la matematica, il ponte da creare tra popolo e gerarchie e poi ancora la forza del rito nell'era tecnologica. Poi leggeremo il caffè di Massimo Gramellini che figuriamoci se non si occupava dell'elezione del nuovo Papa. Andiamo invece alle pagine degli altri quotidiani. Vedete c'è una sintonia nei titoli di apertura di Repubblica e del Corriere, perché Repubblica titola Il Papa americano. La Stampa invece, il Papa dei due mondi, l'anti-Trump della nuova America. Ancora il Resto del Carlino, un Papa per la pace.
Trump esulta, ma il pontefice nato a Chicago è considerato dai cattolici statunitensi un Bergoglio secondo. Il Fatto Quotidiano invece titola Un leone per la pace, disarmata e disarmante. Il Messaggero, il Papa americano, quindi fondamentalmente lo stesso titolo di Repubblica. La Verità si chiede: sarà un altro Bergoglio? Il Giornale Leone d'America. Libero titola Non è Francesco, il primo Papa nordamericano. Duro sull'ideologia gender, si presenta coi paramenti rossi che Bergoglio aveva archiviato, e questa è già una delle interpretazioni che vengono fatte. Il Tempo, Leone XIV, un americano a Roma, questo è un po' così, che è lo stesso titolo anche di Domani. Costruire ponti per la pace è invece il titolo del Sole 24 Ore. L'Unità, la pace disarmata, e come sempre il titolo migliore per certi versi è quello del Manifesto, che titola La fossa del leone. Andiamo ancora a vedere altri quotidiani. Il Mattino, pace disarmata e disarmante. Il Papa della Pace titola il Gazzettino. Il Riformista decide di titolare in inglese The Young Pope. Avvenire, la pace sia con noi. Un Papa per la pace, il titolo del secolo XIX. Il Dubbio, Leone XIV, il Papa americano che invoca la pace. E poi, andando avanti, anche per esempio leggo, vedete, The Social Press, un americano a Roma, e via ad andare. Allora, questo per quanto riguarda appunto i titoli dei quotidiani italiani. Torniamo al Corriere della Sera, e appunto leggiamo il caffè di Massimo Gramellini. In altre parole, Parolin non è Francesco. Anche se la Chiesa ragiona per secoli, un Papa viene giudicato nei primi minuti. E i primi minuti di Leone l'Americano ci dicono che si è presentato al mondo in forme assai diverse dal suo predecessore. Niente abito dimesso, è tornata la mozzetta rossa, niente buonasera da amicone, né parole improvvisate a braccio, ma solo scritte su un foglio che impugnava con entrambe le mani. E a parte il saluto in spagnolo alla vecchia diocesi peruviana, neanche un accenno a se stesso. Luciani, Wojtyla, persino Ratzinger, umile lavoratore nella vigna del Signore, avevano fatto un riferimento alla loro persona. Prevost no, è stato il suo il discorso meno narcisista della storia. Si è limitato a tirar su col naso di continuo, come fanno i timidi alle prese con un'emozione insormontabile, e a sfoderare un sorriso mite, mild, come dicono gli americani, che ricordava quello di un nostro grande attore, Tony Servillo. Vabbè. Non è Francesco, ma solo nella forma, decisamente meno pop. Potrebbe però esserlo nella sostanza. In pochi minuti ha pronunciato 9 volte la parola pace e l'ha abbinata ad un gioco di aggettivi, disarmata e disarmante, che tradisce la raffinatezza del matematico e filosofo proveniente dalle schiere di Sant'Agostino. Nell'epoca dei gesti plastici e dei toni arroganti a favore dei social, Leone l'Americano sembra andare da tutt'altra parte. Chissà che la sua mitezza non faccia proseliti al di qua e al di là del vasto oceano. Quindi anche l'analisi di Gramellini, giocoforza, punta per il momento sulla forma, perché per quanto riguarda la sostanza è ancora impossibile da comprendere. E noi abbiamo ieri sentito immediatamente il vescovo Trevisi, che ha seguito le fasi immediatamente successive alla fumata bianca assieme ai fedeli, perché in Curia era in atto una manifestazione, tra l'altro con canti e preghiere, per cui insomma il modo migliore per attendere
l'affacciarsi del nuovo Papa. Lo abbiamo intervistato, l'intervista è andata in onda in diretta nel corso del telegiornale, adesso ve la riproponiamo, poi torniamo logicamente. Siamo davanti alla Curia, abbiamo seguito assieme al Vescovo Trevisi questo momento storico. L'elezione di Leone XIV, c'era anche della gente perché in Curia era previsto anche un evento, ma sentiamo le prime parole del Vescovo Trevisi. E siamo gioiosi e contenti, abbiamo il nuovo Papa, Papa Leone, e ci disponiamo a camminare con lui. Come sempre c'è tanta emozione, era uno dei vescovi, dei cardinali di cui si faceva il nome, ma erano tanti e siamo contenti adesso di camminare con lui. Sul solco, l'ha nominato più di una volta, di Papa Francesco, la pace è il primo dono del risorto e le circostanze hanno portato che noi siamo stati qui a pregare, a cantare, a invocare la pace davanti a delle icone costruite, realizzate sulle tavole di legno delle munizioni della guerra in Ucraina, e trasformare le guerre, gli strumenti, le parole di morte invece in vita, la vita che Dio ci ha dato e che è una benedizione. Ci appresteremo a camminare con Papa Leone ed è bello che siamo sempre un po' sorpresi. C'è una continuità che è non soltanto il tema della pace, ma il tema di questo tutti, di un dialogo, di gettare ponti, del fatto che la Chiesa si dispone ad un servizio che è per il mondo intero, ma anche dentro la prospettiva di essere radicati nel Signore Gesù. Cammineremo insieme. La scelta del no. L'ultimo Papa che ha scelto il nome Leone era stato definito il Papa dei lavoratori, il Papa del sociale. Questo potrebbe essere il messaggio che ha voluto mandare il nuovo Papa? Diciamo che era un po' difficile scegliere il nome di uno degli ultimi papi perché sono stati tutti dei giganti e si è andati un po' indietro a prendere un altro gigante di un papa che è quello, diciamo così, della fase moderna della dottrina sociale della Chiesa, e ci ricordiamo tutti la Rerum Novarum, anche se lui stesso Leone XIII aveva scritto tante encicliche anche sociali anche prima della Rerum Novarum, ma la Rerum Novarum è stata come proprio un'apertura nei confronti della questione sociale, della questione operaia, dentro un cambio d'epoca, potremmo dire. Sì, quel cambio d'epoca di cui Papa Francesco tante volte ci ha parlato e che adesso sempre di più ci siamo in mezzo, anche l'intelligenza artificiale piuttosto che i grandi cambiamenti che stiamo tutti percependo. Per cui un Papa che ha aperto e ha cercato di riconciliare anche la Chiesa con un mondo che stava cambiando notevolmente. Questo è Leone XIII, ma però è anche bello pensare che tra i primi discepoli di San Francesco c'era anche questo Leone, Fra Leone, che dice allora questo dialogo che va avanti e questa eredità che viene raccolta. È impossibile dire adesso che Papa sarà partendo dalla sua biografia, però questa è una di quelle domande che dobbiamo fare comunque. Allora, è un Papa di origine statunitense, americana, agostiniano, religioso, dunque di uno dei più antichi ordini religiosi della Chiesa Cattolica, dall'altra parte missionario, per cui nell'America Latina e poi qui in Italia. Diciamo che davvero è un Papa che conosce molto la Chiesa, il mondo, le tensioni, le speranze, le fatiche. Ha fatto anche questo accenno ad una Chiesa missionaria, che vuol dire che il Vangelo è qualcosa che non possiamo che condividere e fare in modo che gioiosamente arrivi anche nel cuore dei fratelli e delle sorelle che incontriamo.
stato anche a capo del Dicastero dei Nuovi Vescovi. Sì, è stato a capo del Dicastero dei Nuovi Vescovi e io come nuovo vescovo 1 anno e mezzo fa circa l'ho conosciuto, gli ho parlato insieme perché poi era disponibile anche a dei colloqui e io ero andato un po' a conoscerlo, a salutarlo e dirgli un po' le mie prime impressioni su Trieste. È una persona, la ricordo, pronta ad ascoltare. Non è che ha dato delle soluzioni e così via, ma il fatto di essere ascoltati sappiamo che è una delle prime cose di cui tutti sentiamo il bisogno. Per cui ci ascolterà questo mondo, sarà in ascolto del Vangelo e del Signore per aiutarci anche poi a percorrere le strade di oggi con il Signore. Le do un'ultima curiosità, ha una parente, una zia che vive in Liguria, a Sestri Levante, insomma, un po', almeno c'è questo collegamento con l'Italia. Sì, il collegamento con l'Italia è perché lui adesso da qualche anno, non so dire quanti, però è a Roma e conosce bene l'italiano, l'abbiamo visto, è una persona che lo vediamo sorridente e questo è una sua caratteristica, anche a me aveva colpito subito la sua serenità con la quale anche di fronte ai temi, i problemi grossi che ci sono, ma traspare una fiducia nel Signore che ci accompagna, legato anche all'Italia, certo. Ultima brevissima, com'era vivere questa proclamazione con i fedeli in una piazza nell'epoca sociale? Ma io penso che ricorderemo in tanti questo momento, perché eravamo qui per questa manifestazione di Piazza della Pace e qui tra la curia e la piazza, per cui la Chiesa che ha qualche cosa di grande ma che vuole uscire e portarlo e su temi che interessano tutti. Insieme al popolo di Dio sentiamo ancora che si sta cantando ed è stato bello. Eravamo qui a pregare per la pace, le sue prime parole sono quelle del Signore risorto, la pace sia con voi. Il dono di Cristo risorto non è la pace del mondo, è la pace che è radicata nel Signore che sconfigge la morte. Lo chiami qua, lo porti a Trieste, porti anche lui qua. Ritornerà, verrà anche lui a suo tempo. Grazie. È stato bello. Eccoci allora, dunque queste le parole del Vescovo, avete sentito anche alcuni accenni alla biografia di Papa Leone e alle prospettive che in teoria questa biografia porta con sé. Sappiamo benissimo che poi il Vescovo lo ha ripetuto molto spesso anche in questi giorni, non si possono fare, come non si potevano fare previsioni sulla scelta del nuovo Papa, è anche difficile subito fare delle previsioni su come sarà il nuovo pontificato. Andiamo a vedere come la notizia è stata poi commentata e sviluppata dai giornali. Allora, la fumata bianca alla quarta votazione, le prime parole in San Pietro davanti a 100.000 persone e il pensiero rivolto a tutti i popoli della terra. Il male non prevarrà, servono ponti. Gli appunti sono stati letti da un quaderno, sono un figlio di Sant'Agostino, camminiamo insieme senza paura, il fratello è stato uno shock, non ci credevo. Credo, dalla regia forse me lo possono confermare, che in realtà abbiamo già il collegamento con la sala operativa della polizia locale, allora sentiamo chi è in linea con noi, l'ispettore Schillani. Buongiorno ispettore. Buongiorno, dottor Bossazzi, a lei e a tutti i telespettatori. Tutto tranquillo nella notte? Sì, per fortuna Perfetto. sì. Ieri è stato un pomeriggio abbastanza movimentato, ma la notte invece è trascorsa tranquilla, solo interventi di routine, nulla da riferire da quel punto di vista. Ok, per quanto riguarda oggi invece che cosa ci sottolinea?
Allora, innanzitutto il traffico adesso è abbastanza scarso, andrà via via aumentando, ma non prevediamo nulla di particolare, anche se qualche accadimento può creare dei intasamenti o dei rallentamenti. Per quanto riguarda i lavori, ho da segnalare due: siamo nella zona di Pascoli, Rossetti, Foscolo, c'è un scavo in via Foscolo per cui c'è una deviazione della linea 11 dell'autobus e dei trasporti, e quindi sono stati posti dei divieti sia sulla via Pascoli che sulla via Rossetti, punto uscita via Pascoli, per permettere il transito del mezzo pubblico, quindi fare attenzione ai divieti e allo scavo che è ancora in essere. Inoltre potrebbe esserci dei rallentamenti in passaggio Sant'Andrea, c'è un senso unico alternato, siamo la direttrice che da largo Chino Alessi verso largo Irneri, questa semicarreggiata è chiusa da questo scavo, quindi c'è un senso unico regolato da semaforo, quindi potrebbe esserci dei rallentamenti, soprattutto per chi esce dalla GVT, dalla viabilità, può naturalmente bypassarlo prendendo la via Locchi, se eventualmente ci sono dei rallentamenti. Per quanto riguarda, questi sono le ordinanze e i lavori. Per quanto riguarda invece le manifestazioni, abbiamo oggi la giornata, la celebrazione della memoria dedicata alle vittime delle stragi di terrorismo, quindi siamo in largo Cautina Siria, ex Ferdinandeo, all'intersezione fra Marchesetti e Forlanini, e quindi alle 11 ci sarà la cerimonia, potrebbe esserci delle brevi interruzioni alla viabilità. Inoltre fare attenzione che ci sono già stati posti i divieti che sono già attivi, quindi dovremo sgomberare il piazzale. Altre cose particolari, ho solo un avviso per sabato: ci sarà il sabato ecologico ad Altura, siamo in via Alpi Giulie, sono stati posti i divieti, questa organizzato dalla Cegas, quindi fare attenzione ai divieti che sono già stati posti e entreranno in vigore sabato mattina. Se ne sono domande da studio, è il momento di restituire la linea. Grazie Ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Allora, continuiamo la lettura del Corriere della Sera, sempre per quanto riguarda l'elezione di Leone XIV. Vedete per esempio i conclavi, questi sono i conclavi del Novecento. Allora, Pio, o quelli comunque più recenti, Pio XI è stato eletto al quinto giorno dopo 14 scrutini, Pio XII è stato eletto al secondo giorno dopo 3 scrutini, Giovanni XXIII al quarto giorno dopo 11 scrutini, Paolo VI il terzo giorno dopo 6 scrutini, Giovanni Paolo II il secondo giorno dopo 4 scrutini, Giovanni Paolo II il terzo giorno dopo 8 scrutini, Benedetto XVI il secondo giorno dopo 4 scrutini, Papa Francesco il secondo giorno dopo 5 scrutini e Papa Leone XIV il secondo giorno dopo 4 scrutini. Il pronostico azzeccato dall'algoritmo della Bocconi, l'algoritmo della Bocconi sulle reti relazionali del collegio cardinalizio aveva visto giusto. Prevost era stato indicato come uno dei 3 favoriti nello studio dei 3 esperti che aveva individuato 3 cinquine di nomi. Prevost era al primo posto per status, cioè per connessione ai cardinali più influenti. Quindi, vabbè, insomma, questo algoritmo ne aveva individuati 15, mi pare di capire, quindi, vabbè. Il nome nel segno della giustizia sociale, questo si richiama anche a quello che ha detto il vescovo Trevisi, Leone XIII, Papa dal 1878 al 1903, nell'enciclica Rerum Novarum affrontò la questione del lavoro condannando lo sfruttamento, la comune devozione a Madonna di Pompei. Questi sono i nomi dei papi, e vedete che quello più scelto è Giovanni, poi Benedetto, Gregorio, Clemente, Leone, Innocenzo, Pio, Stefano, Bonifacio, Urbano, Alessandro, Adriano, Paolo, Celestino, Nicolò, Sisto, Anastasio, Eugenio, Onorio, e ci sono anche Sergio e uno che è Papa Francesco. Questo invece nel riquadro è Leone XIII, che fra l'altro, se non vado errato, è stato anche il primo Papa ripreso da una ripresa cinematografica, appunto. Il passo indietro di Parolin è l'appoggio dei tradizionalisti. Questo è, diciamo così, l'analisi del dietro le quinte.
Sarebbe stato votato perché è ritenuto capace di portare avanti senza strappi le riforme già avviate e di mettere a d'accordo i porporati di Nord e Sud America, questo Prevost. Ha voluto accanto a sé il segretario di Stato per dare un segnale forte alla Chiesa. L'ala più conservatrice lo ha preferito all'ipotesi di un outsider e torna anche la mozzetta eliminata da Papa Francesco. Ieri i porporati africani hanno accolto con favore la candidatura di Prevost, che però appunto diciamo è stato anche scelto dall'ala più conservatrice secondo una ricostruzione. Vediamo ancora. Credo che il Corriere dedicherà parecchie pagine a tutto ciò. Un missionario agostiniano appassionato di tennis, riservato, mite ma deciso. Qui ci sono alcune immagini del Papa, poi c'è un italo-americano che è orgoglio, è il primo Papa italo-americano. Questo è anche buono perché insomma anche Bergoglio era italo-argentino, quindi insomma ancora, vediamo, qui non c'è un titolo, questa è Esalta Chiclayo, citata nel suo discorso, che è la diocesi peruviana sempre nel cuore del nuovo Papa. Mi considero ancora missionario, la mia vocazione è quella di annunciare il Vangelo là dove uno si trova. Poche le sue dichiarazioni rilasciate in pubblico, il vescovo è un pastore vicino al popolo, non un manager. E ieri anche al Foro Italico, durante gli internazionali di Roma, è stata proiettata l'immagine del nuovo Papa. Queste sono le curiosità. Allora, adesso le reazioni. Trump un grande onore, Prevost criticò lui e Vance. Scrive da New York Viviana Mazza, il tweet del tycoon, non vedo l'ora di incontrarlo, una parte dei suoi attacca il Papa per alcuni post su X pubblicati tempo fa, in uno diceva il vicepresidente si sbaglia. Questo è il post dell'allora cardinale Prevost, forse non è ancora meno cardinale. Il presidente degli Stati Uniti si sbaglia, Gesù non ci chiede di rank, come si potrebbe tradurre, di fare una classifica del nostro amore per gli altri, di mettere in ordine di importanza il nostro amore per gli altri. Il direttore del National Catholic Reporter, Grimaldi, finanza in ordine, basta scandali, da lui ci si aspettano riforme. Allora, l'ala conservatrice sconfitta ma apprezza la rigidità del pontefice su famiglia e sessualità e unisce anche il suo stile minimalista. Per i progressisti l'erede di Francesco su deboli e migranti, i radicali sono sollevati per aver evitato Parolin o Tagle, che sarebbero stati interpretati come un'ulteriore apertura alla Cina. Ancora, arriviamo alla fine dei commenti. Gli equilibri, si conferma il detto chi entra papa esce cardinale, la linea dei tradizionalisti non ha fatto breccia, successo e commozione per il camerlengo Farrell, e che la delusione dei favoriti, da Czerny a Grecz, chi esulta, la spuntata, chi cercava una figura di mediazione, flop degli italiani partiti in vantaggio. E questi sono i vari cardinali dati per papabili: Leo Burke, Raymond Sara, Pizzaballa e poi Parolin. Ancora curiosità, logicamente, il primo papa americano l'aveva già eletto Paolo Sorrentino nella serie televisiva The Young Pope. Unità, amore e vita in comune, il vescovo di Ippona e i suoi seguaci.
qui si parla di Sant'Agostino perché Prevost è il primo papa agostiniano. Scompaginati i conti, così in poche ore si sono spostati i voti, qui c'è ancora il Papa ha parlato in italiano e spagnolo, non in inglese, sapeva benissimo che la sua nascita americana un tempo sarebbe stata un ostacolo all'elezione. Qui c'è una foto ancora di Parolin che sembra il grande sconfitto, e si è arrivati comunque a 2/3 delle preferenze, che credo sia qualcosa come 89 voti. E adesso gli scenari. Si delinea una sfida alle derive della modernità. Dietro la volontà del conclave anche una fase nuova, a cominciare dal ruolo della segreteria di Stato, un pontefice scelto per ricucire le divisioni tra apertura al mondo e saldezza sui principi. C'è un'intervista, una dichiarazione di Dan Peterson, perché il Papa è di Chicago come Dan Peterson. Parla l'italiano molto meglio di me, ha detto Peterson, e questo insomma non è che ci volesse molto. Vabbè. Dal mondo, da Macron a Zelensky, il saluto dei leader, Starmer nuovo capitolo, Putin sottolinea i valori condivisi, Netanyahu la speranza. Il presidente ucraino apprezza la difesa dei civili innocenti, von der Leyen e Costa insieme con valori comuni, dal Sud America l'appello per i migranti, leggiamo ancora le dichiarazioni, poi andiamo in pubblicità. Putin, sono fiducioso che il dialogo costruttivo tra Russia e Vaticano continuerà a svilupparsi, Zelensky, l'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede, Netanyahu, gli auguro successo nel promuovere la riconciliazione di tutte le fedi, Gustavo Petro, spero che sostenga i nostri fratelli e sorelle migranti latinoamericani oggi umiliati negli Stati Uniti. Petro è il presidente del Perù. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Allora, rientriamo in studio, abbiamo 2 mail. Uno ricorda che sono 2 mail, una è molto leggera, questa è molto leggera, ma insomma, dice l'elezione del Papa americano riporta alla mente anche un film del 63 con protagonista Tom Tryon, interprete del film Il Cardinale, era un film, se non mi sbaglio, di Otto Preminger, credo. Laddove invece, e qui entriamo in un altro discorso, un altro telespettatore ci ricorda che oggi è la giornata della vittoria sul nazismo e suggerisce di ricordare con rispetto e gratitudine il sacrificio di tutti i popoli dell'Unione Sovietica, che hanno dato un contributo fondamentale appunto per la sconfitta del nazifascismo. La memoria va preservata e non dobbiamo permettere a nessuno di riscrivere la storia con paragoni inappropriati e antistorici. Allora, andiamo al piccolo. Io direi, se siete d'accordo, saltiamo le pagine dedicate alla elezione di Leone XIV, perché questa però è interessante. La gioia dei fedeli a Piazza San Pietro, una folla oceanica saluta il nuovo Papa, questo sul Corriere non l'avevo visto. Poi c'è anche il piccolo è andato anche nel paese Schiavone, il paese di Parolin, che aveva iniziato a credere all'elezione. Lunedì l'abbiamo sentito al telefono, andremo a trovarlo presto. La fine del sogno per Don Piero e le campane non le suoniamo. Vabbè. Non ci sarà festa, ma la Chiesa è aperta a tutti. Il nostro cardinale aveva ogni qualità, ma accetterà la decisione. Adesso, con tutto il rispetto per chi magari si sente deluso dalla mancata elezione di Parolin, però non si fa così. Adesso è inutile. Dunque, ancora commenti.
Andiamo alle altre pagine e così cominciamo a vedere anche alcuni dei servizi che abbiamo messo in onda nel telegiornale di ieri. Piano scuola dall'inglese allo sport. Questa è appunto l'offerta formativa che è contenuta nel piano triennale per la scuola. Il piano triennale per la scuola è stato approvato dalla commissione regionale competente. Questo piano stanzia per il triennio 25-27 10 milioni di euro. Vediamo per sommi capi quelli che sono i punti più importanti di esso. Ammontano a 10 milioni di euro le risorse che la Regione stanzierà nel triennio 2025-2027 per lo sviluppo dell'offerta formativa scolastica. Nel 2018 erano appena 2 milioni, nel triennio scorso 7 milioni e mezzo. Lo ha comunicato oggi in Consiglio regionale l'assessore all'istruzione Alessia Rosolena. Gli interventi saranno attuati nel rispetto dell'autonomia scolastica, secondo indicazioni in merito alle aree tematiche che la Regione ritiene strategiche sulla base di un percorso di condivisione con il mondo della scuola, che come la stessa Rosolena ha sottolineato, nel triennio 2021-2024 ha coinvolto 342 scuole e 149.000 alunni. I percorsi riguardano il potenziamento delle competenze linguistiche, l'adozione di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, il potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte, delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nella scuola, l'integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema economico-sociale regionale e lo sviluppo di competenze e conoscenze in ambito europeo. A questi finanziamenti vanno aggiunti i 15 milioni e mezzo di euro attraverso i quali la Regione interviene a sostegno della progettualità delle scuole e che riguardano una serie di interventi a favore di alunni con disabilità, ma anche tutta una serie di tematiche che riguardano l'inserimento sempre maggiore delle scuole nella realtà del territorio. Allora, qui c'è una notizia che riguarda un impegno del Ministro per l'istruzione Valditara che porterà questa proposta all'Unione Europea, cellulare vietato in classe per chi ha meno di 14 anni, la missione europea di Valditara. Ricerca per lo sviluppo del mondo, ICTP protagonista al Palazzo di Vetro. E poi c'è il professor Pregliasco che oggi sarà alla scuola della Carità. Dice un'altra pandemia ci sarà ancora, imparare dal coronavirus. L'esperienza passata deve insegnarci ad affrontare le emergenze. Vabbè. Ancora andiamo avanti per quanto concerne il piccolo. E siamo arrivati alla pagina, stiamo arrivando alla pagina della cronaca di Trieste. Baby gang, violenze familiari e caso Resinovic, le priorità della nuova procuratrice Patrizia Castaldini, rafforzerò il personale e i magistrati. Allora, ieri c'è stato appunto l'ingresso della Castaldini in procura, non so se sono preciso con i termini, se non lo fossi chiedo scusa. C'eravamo anche noi, c'era la nostra Laura Buccarella, sentiamo allora rivediamo il servizio. Ovviamente non posso dirvi nulla a proposito, però quello che è certo è che comincerò a vedere le carte, lo specifico, e per formarmi un'idea, per vedere l'attività di indagine che deve essere fatta, sarà uno ovviamente degli obiettivi prioritari.
Rispondendo al fuoco di fila di domande dei giornalisti a margine della cerimonia di insediamento, la nuova procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini, ha indicato tra le priorità della procura anche il caso Resinovic, ma il rilievo mediatico nazionale che sta avendo il giallo della morte di Liliana non pone particolare pressione a un lavoro che, ha spiegato, va fatto bene e in fretta. Io non ho pressione, cioè bisogna fare le cose fatte bene e farle con priorità, senza pressione, senza essere in qualche modo subordinati a quello che può essere un problema dei mass media. Dobbiamo lavorare in maniera serena e veloce. L'insediamento di Patrizia Castaldini ha avuto luogo questa mattina nel corso di una breve cerimonia al Palazzo di Giustizia davanti al collegio e al presidente della sezione penale. 61 anni, di origini ferraresi, ha lavorato in passato in Calabria come pubblico ministero ed è stata procuratore capo in Sardegna prima di approdare a Trieste. Tra i problemi della città, di cui ha già avuto informazione, la neoprocuratrice ha posto l'accento tra l'altro sulla microcriminalità giovanile. Molto peggiorato perché i giovani, proprio molto ragazzini, commettono anche reati molto rilevanti, anche con l'uso di armi, con l'uso anche di coltelli. Come dicevo prima, è un problema culturale, perché quando arriviamo noi il danno purtroppo è fatto, un impegno che deve essere preso all'interno delle famiglie, all'interno della scuola. C'è un lavoro di sinergie, di scambio di informazioni, di indagini comuni con la procura minore, però anche questo, ribadisco, è un fatto culturale. Giustizia, abrogazione dell'abuso d'ufficio, leggiamo dal Corriere della Sera, il via libera della consulta non è incostituzionale, bocciate le questioni di legittimità anche della Cassazione. Il reato dell'abuso d'ufficio avviene nel momento in cui un pubblico ufficiale, agendo nelle sue funzioni, abusa del potere affibbiatogli per ottenere un vantaggio personale o per danneggiare qualcun altro ingiustamente. In casi di rilevante gravità del vantaggio o del danno procurato è previsto un aggravio della pena. Il reato è stato contemplato, fino al momento dell'abolizione, dall'articolo 323 del Codice Penale. Magistrati cautela, serve tenere alta la guardia sui fenomeni criminali. Il presidente dell'ANM Parodi, indagando per quel reato, spesso si scopriva altro. La soddisfazione di Nordio, uno stop a chi strumentalizza, il PD scelta sbagliata. Il ministro è comunque rammaricato per la battaglia di una parte delle toghe. Putin, grandi onori per l'amico Xi, rifondare la gestione del mondo. Il leader cinese sarà ospite d'onore della parata. Telefonata Zelensky-Trump, mentre a Kiev il Parlamento ucraino ha ratificato l'intesa con gli Stati Uniti sulle risorse minerarie di Kiev. Questo è il presidente serbo Vučić, che è arrivato alla cena di gala. Sotto c'è Putin con il leader brasiliano Lula. E qui c'è, adesso dobbiamo andare un attimo nell'altra pagina per vedere, purtroppo non riusciamo a vedere la foto insieme di Putin e Xi. Aeroporti in tilt, internet a singhiozzo, lo zar mostra i muscoli ma Mosca ha paura. Poi c'è anche, e torniamo alla pagina precedente perché l'articolo è spalmato su 2 pagine, nuovi scontri tra India e Pakistan, droni su Lahore e scambi di accuse, provocazioni, quindi questo è un altro fronte che certamente non fa stare tranquilli. Andiamo avanti, intesa tra Stati Uniti e Londra sui dazi, Trump ora l'accordo con l'Europa, questo è Starmer, il leader britannico. Meloni invita al dialogo i sindacati, Landini, bene questa disponibilità, il confronto sulla sicurezza, troviamo insieme le soluzioni migliori. La Fumarola, bella pagina di relazioni con il governo, Bombardieri, accolte le nostre richieste. Si è discusso appunto ieri di sicurezza sul lavoro.
Proseguiamo. Niente Olimpiadi per Zaia, in Veneto nessun rinvio, si voti entro novembre, stop del Consiglio di Stato e parte ora la corsa alla successione. Libro bianco sulla sicurezza europea, difesa riunito al Colle il Consiglio Supremo. Marina Berlusconi contro Trump fa vacillare la politica e l'economia e sul governo italiano continui a muoversi in modo coordinato con l'Unione Europea. Siamo alla pagina di cronaca nazionale. Il primario e le violenze in reparto, ogni donna subiva le molestie. Licenziato il radiologo, rapporti e ricatti, poi si vantava con i colleghi. La direttrice dell'USL di Piacenza è quella che ha convinto la dottoressa alla denuncia. Spari sull'auto nel traffico a Milano, l'agguato contro l'ultra rossonero, illeso uno dei capi della curva sud, uomo di Lucci, 2 i sicari, 3 colpi e poi la fuga in scooter. Oggi è la giornata del ricordo del ricordo del terrorismo, forse si potrebbe cambiare il nome. Il figlio della vittima è l'ex BR, l'incontro fra 2 memorie per dare un senso a una tragedia. Un libro sul dialogo fra Giovanni Ricci e un killer di suo padre nella scorta di Moro. Qui ci sono anche alcune immagini che ricordano per esempio la strage di Piazza della Loggia e il rapimento di Aldo Moro e l'assassinio degli uomini della scorta. Ancora avanti, Vidal mi consigliò Dan Brown, ma purtroppo non l'ho ascoltato, mi sono svenato per Twilight, respinsi caro figlio, oggi lo vorrei. Questa è un'intervista con Elido Fazzi. Mio figlio e Melissa P. si volevano sposare, Di Battista lavorò per me, faceva proposte stampanate. Elido Fazzi è il fondatore della Fazzi Editore, che è una casa editrice molto, molto particolare, molto attenta. Gli si deve per esempio un'attenzione a alcuni filoni della letteratura internazionale, non ultimo il filone inglese del secondo Ottocento. Fazzi è quella che ha un pochettino rivalutato per esempio l'opera di Wilkie Collins. Si apre anche il Giro d'Italia, il Corriere della Sera dedica alcune pagine a questo, anche il Piccolo, avete visto prima, si era occupato del Corriere della Sera. Avete sentito, torniamo un attimo al telegiornale nostro di ieri, avete sentito prima nell'intervista con il nuovo procuratore un accenno al caso Resinovic. C'è una sorta di nuovo colpo di scena, se vogliamo, vale a dire la conferma di come si sia procurata la frattura a una vertebra riscontrata nel secondo esame autoptico, quello della Cattaneo. Ricostruiamo un po' la vicenda. E Giacomo Molinari, quarantenne preparatore anatomico di anatomia e istologia patologica a Cattinara, a fugare ogni dubbio attraverso una memoria inviata alla procura. È certo che la frattura riscontrata sulla vertebra toracica T2 di Liliana Resinovic è stata provocata da una manovra effettuata durante la prima autopsia. Quella che fino a qualche ora fa era rubricata come indiscrezione, come ipotesi tutt'al più, è dunque una certezza. Molinari, nella memoria, ha ricostruito quanto
accaduto l'11 gennaio 2022, quando ha assistito il medico legale Fulvio Costantinides durante l'autopsia sul cadavere della 63enne rinvenuto pochi giorni prima nel parco di San Giovanni. Di fatto, per consentire di capire se vi fossero segni di violenza fra il collo e le spalle di Liliana Resinovic, Molinari aveva sistemato dietro le spalle del cadavere un presidio particolare. Per valutare se vi fossero segni di terzi a livello di tessuti, ha eseguito una manovra di iperestensione del collo, trainando in senso posteriore il tratto cervicale. Durante l'operazione, Molinari aveva anche sentito il rumore tipico di un osso che si fratturava e quindi constatato la rottura di una delle prime vertebre toraciche. La manovra era necessaria, in casi analoghi si riscontra proprio questo tipo di frattura. Per questo motivo Molinari non aveva segnalato quanto accaduto e probabilmente sempre per questa ragione Costantinides non aveva indicato la frattura nella sua relazione. Seguendo il caso, Molinari si era soffermato su un articolo che riferiva i dettagli di questa frattura, evidenziata dalla consulenza successiva affidata alla patologa forense Cristina Cattaneo. Dopo essersi consultato con la direttrice della struttura, si è dunque rivolto agli inquirenti per fornire una lettura, a suo dire definitiva, di quanto accaduto in Sala Settoria. Avanti con il Piccolo, con la cronaca triestina del Piccolo, incendio in una palazzina a Ter di Gretta, 6 persone intossicate, grave un'anziana. Ieri ce ne siamo occupati proprio nel corso di Sveglia Trieste, vediamo il servizio che Bernardo Gullotta poi ha confezionato. Fiamme nella notte in un appartamento al terzo piano di via Carmelitani 7 a Gretta. È successo attorno alle 4. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni condomini e si sono precipitati in forze con 2 squadre, l'autoscala, il capoturno e il funzionario di guardia per spegnere l'incendio, facendo evacuare lo stabile, circa una ventina di persone. 12 di queste sono state accompagnate in ospedale per accertamenti, tra cui una donna incinta. In 6 hanno ricevuto le cure, tra queste la donna che abita nell'appartamento che ha preso fuoco, che è stata intubata e si trova ora in gravi condizioni. Si tratta di una 79enne presa in carico dal 118. La donna ha inalato molto fumo che si è sprigionato dal suo alloggio dove si trovava assieme al nipote intossicato in modo più lieve e una cagnolina che non ha riportato conseguenze. Arrivati sul posto c'era l'incendio, avevamo una signora anziana che si era rifugiata sulla finestra della camera e il nipote in bagno. Siamo entrati in appartamento, spento, evacuato tutta la palazzina, portati fuori anche loro 2 e consegnati alle cure dei sanitari. Adesso non so dirvi le condizioni, ma erano coscienti e tutto quanto. Abbiamo trovato un cane a posto, vivo, tranquillo. Sulle cause dell'incendio si sta facendo chiarezza. In un primo momento l'ipotesi che si è fatta largo è stata quella di uno scoppio a cui è seguito il rogo. Ma c'è stato uno scoppio? Non so dirle niente. Adesso è tutto al vaglio, quindi vedranno, indagheranno. Poi sono emersi dettagli relativi al malfunzionamento di un elettrodomestico, un cortocircuito che avrebbe innescato l'incendio. Lo stabile è di proprietà dell'Ater, il personale si è presentato questa mattina assieme ai periti per le prime ispezioni. Davanti al portone una distesa di vetri e alcuni asciugamani, sui pianerottoli molte pozzanghere d'acqua, esito dell'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile. Tutti gli inquilini evacuati hanno potuto far rientro a casa, ad eccezione dell'alloggio da cui è scoppiato il rogo e da quello al piano di sopra. Da una prima analisi sembra che l'accaduto abbia provocato grossi danni al solaio, oltre a quelli più comunemente riconducibili all'azione del fuoco, come intonaci anneriti e parti ammalorate. Tutto abitabile, tranne logicamente l'interno 7 dell'incendio appartamento dove ha preso fuoco e l'appartamento sopra, l'interno 10, che dovranno un attimo valutare il solaio calpestabile, un po' la struttura, quanto caldo ha preso. Allora, pagina degli spettacoli del Corriere della Sera e del Piccolo, ci sono 2 ritorni in qualche modo importanti. Allora, Eugenio Finardi ha pubblicato un nuovo album che si intitola Tutto e uscirà oggi in digitale e il 16 maggio, quindi tra una settimana, in formato fisico. È il 20° disco di inediti del cantautore milanese che arriva a 50 anni dal primo. Però Finardi dice in questa lunga e bella intervista: non sento più la musica, sono quasi sordo, ho l'acufene, scrivo le note, le metto nel PC, così nasce un brano. C'è poi tutta, ripeto, un'intervista molto lunga e molto bella
che riguarda anche, anche altro, per esempio la mia generazione sognava il futuro, oggi vedo molti giovani senza aspettative. Curiosità, Mediaset chiude The Couple, lo spettacolo, insomma lo show, il reality condotto da Ilary Blasi per bassi ascolti e, attenzione, il montepremi andrà in beneficenza, 1 milione di euro andrà al Gaslini di Genova. Cinema, Pupi Avati punzecchia il governo, la crisi e il malessere degli attori, il regista punta il dito contro gli aiuti insufficienti. Tutto questo è arrivato durante la cerimonia della consegna dei premi Davide di Donatello, che è giunta alla 70ª stanca edizione per quanto riguarda la cerimonia, che è stata molto contestata. E sul Piccolo invece, sempre nelle pagine di spettacoli, c'è un importante compleanno di Alberto Fortis, 70 anni di canzoni, ho conosciuto i Beatles, Fragole infinite dedicate a John Lennon, insomma Alberto Fortis è uno che la mia generazione, quantomeno negli anni scolastici, l'ha segnata con La sedia di Lillà, Milano e Vincenzo e insomma parecchie altre canzoni, e poi tra l'altro è nato lo stesso giorno mio, 9 anni prima. Dai. Allora andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Lorenzo Bazzocchi di Azione. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, nel senso che da adesso in poi siamo in compagnia di Massimo Bazzocchi, chiedo scusa se prima l'ho chiamata Lorenzo, esponente di Azione, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi. Grazie. Allora, prima di entrare nel vivo, vediamo anche, intanto farei vedere giusto un attimo la vignetta di Englaro, che dice: non avrei mai pensato che un povero prevosto potesse diventare papa. Quindi questa è insomma, la vignetta oggi è parecchio divertente. E c'è ho visto tutto, stiamo un po' facendo un po' di confusione con internet. Allora, cominciamo, dicevo, a parlare con Massimo Bazzocchi di Azione. Parliamo di un argomento che magari esula un pochettino dalla politica in senso stretto, ma nemmeno tanto, ed è il concetto di prevenzione, no? Tra l'altro leggevamo prima un'intervista, una dichiarazione con il professor Pregliasco, se non mi sbaglio, che secondo me, anche con un certo allarme forse un po' ingiustificato, diceva: guardate che potrebbe tornare un'altra pandemia. Ora adesso francamente anche no, nel senso che abbiamo già dato, per dire la verità, però insisteva sul fatto che si deve imparare qualche cosa dalle esperienze precedenti. Senza dubbio Pregliasco poi è stato diciamo dei principali leader durante il periodo della pandemia. Ha ragione nel ritenere che non c'è dubbio in questo antropocene in cui gli esseri umani sono molto numerosi e affollati, le epidemie si possono espandere con velocità. Ecco, giusto per fare un po' di storia, anche in passato questo accadeva, però la diffusione dell'epidemia era molto più lenta. Sì. Non di meno poteva essere ferale,
non so, si ricorda nel passato per esempio la peste antonina attorno al III secolo, queste epidemie venivano generalmente da Oriente, quindi attraverso la rotta dall'India, Oceano Indiano, Mar Rosso, poi arrivavano nel Medio Oriente, dal Medio Oriente si diffondevano nel Mediterraneo, arrivavano fino a fare il 40% di morti. Quindi adesso è tutto più rapido. Certo, adesso è tutto più rapido. Si muove. Quindi certamente anche le condizioni igieniche sono migliorate, non c'è ombra di dubbio. Certo, ha ragione Pregliasco di dire stiamo attenti, probabilmente non so se l'ha detto, ma immagino di solito lo dice, ecco, la diffidenza verso anche la medicina, verso la prevenzione con i vaccini può causare dei grossi danni, quindi bisognerebbe avere una maggiore confidenza nella medicina quando si parla di big pharma e di complottismo. I social poi fomentano e attizzano il fuoco della diffidenza, purtroppo, perché la medicina ha fatto passi da gigante in questi anni. E qui, ecco, qui potremmo entrare in un discorso politico, perché l'incremento della complessità crea difficoltà nella gestione. Chiaramente c'è una maggior richiesta di salute, sì, giustamente, e le condizioni di vita migliori e il miglioramento della medicina porta a un aumento dell'età media della popolazione, quindi la popolazione si invecchia, la popolazione più vecchia ha più problemi ovviamente di salute e aumentano i costi, aumenta la complessità e quindi è più difficile la gestione. Ecco, questo non c'è dubbio, quindi quando si fanno delle critiche al governo o alla Azione non è un partito di governo, comunque, ecco, premetto, ma però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè non c'è dubbio che chi governa si trova in difficoltà nel gestire la complessità. Quindi quello che io non voglio far mio il pensiero di Calenda, ma voglio dire quello che un economista liberale, ecco, può in qualche modo pensare è che sarebbe necessario fare un piano di utilizzo delle risorse complesso, articolato, studiato alla luce di tutti i cambiamenti che ci sono stati. Ecco, questo forse manca. Ecco, però è difficile, ecco, non c'è ombra di dubbio, quindi anche nell'ambito, giustamente Pregliasco dà il caveat, ecco, certamente è uno dei problemi. È uno dei problemi. Quando si parla di prevenzione, si dovrebbe estendere il concetto anche ad un concetto di prevenzione e di sicurezza nel mondo del lavoro. Assolutamente. C'è una sorta di, adesso chiedo scusa se uso questo termine, ma quasi una sorta di bollettino di guerra, se non quotidiano, poco ci manca. Credo che in meno di una settimana 6 persone hanno perso la vita nel nostro paese. Ho letto anch'io, questa è una cosa che rattrista moltissimo. Io naturalmente non si possono fare delle valutazioni così superficiali e sommarie, sarebbe necessario vedere le dinamiche, i singoli eventi, eccetera. Non c'è ombra di dubbio che diciamo, la prevenzione sul lavoro deve essere sempre più accurata, sempre più precisa. Se anche qui a me piace fare diciamo, passaggi attraverso i ricordi storici. La sicurezza sul lavoro 2 secoli fa quasi non esisteva. No, ecco, sì. E poi si è maturata una coscienza giusta, progressiva, nello stesso tempo anche qui la complessità
dell'industria, la complessità del lavoro ha portato a nuove esigenze di sicurezza. Ma pensiamo solo, per esempio, all'amianto. Quando si è cominciato a utilizzare l'amianto come sostanza ignifuga di cui si ignorava il danno legato all'asbesto, agli aghi di asbesto, che hanno portato tumore del polmone, tumore della pleura, eccetera. E quindi già questo ci indica come la complessità porti a delle problematiche sempre nuove. E oggi appunto le macchine più diciamo sofisticate, eccetera, eccetera, procedure anche qui più complesse, però questo non giustificano gli errori, sono perfettamente d'accordo, e quindi l'impegno deve essere sempre un impegno nel gestire la complessità. Lei vede su questi argomenti un impegno sufficiente, diciamo così, da parte della politica, anche da parte della società civile? La mia impressione non voglio criticare la mancanza di impegno, perché, ripeto, anche qui sarebbe necessario fare una analisi di cui io non ho elementi, per cui a volte si sentono critiche gratuite, così, che veramente non sopporto. Ritengo che sarebbe necessario fare degli studi diciamo, proprio su come gestire scusi, io ripeto più volte il termine complessità, queste complessità nei diversi settori. Io sono più addentro nelle problematiche sanitarie della medicina, essendo un medico e avendo lavorato nel settore pubblico, se non sbaglio, 42-43 anni, e continuando a lavorare adesso nel settore privato. Quindi conosco un po' di più queste dinamiche. Però certamente quello che mi sembra manchi è qualcosa a monte, cioè quello di una specie di task force che studi le dinamiche e l'evoluzione delle dinamiche. Capito? Nel momento in cui viene fuori una riforma, di solito, è già superata, a mio parere, perché l'evoluzione della società è più rapida. Sì. Ecco, questo è un problema. Senta, dottore, che cosa pensa? Andiamo un attimo sull'attualità più, immagino, come posso dire, più dura da affrontare per chi lavora nel settore della sanità pubblica. Tutti questi casi di aggressioni nei confronti di personale sanitario, anche in questo caso non c'è settimana in cui non si venga a conoscenza di uno di episodi di questo genere. Che tipo di lettura può essere data? È drammatico, questo veramente mi colpisce, perché avendo lavorato tanti anni nel pubblico, mi fa male pensare a come gli operatori vengano trattati in determinate situazioni. Anche qui non è da generalizzare, ma evidentemente c'è in parte un cambiamento nella società che va gestito e che ha le sue punte, i suoi spike, no? Appunto nell'aggressione ai sanitari, ma anche diciamo, episodi violenti che vediamo tutti i giorni nelle diverse città. Non possiamo certo dire Napoli, perché anche Milano, perché anche Trieste, quindi è generale. Quindi interrogarsi il perché di questi cambiamenti, degli aspetti psicologici, e questo rientra, anche questa aggressività rientra in questo contesto generale. Quindi io non ne farei un problema
particolare, ma a mio parere è un problema generale. Come lei mi potrebbe chiedere come recuperare, ecco, questo rapporto. Alla base c'è anche una sfiducia nel sistema, e lo vediamo non solo nella medicina, chiaramente con la comunicazione, con l'empatia, con l'ascolto. Ecco, per esempio, nel suo piccolo azione, nel suo piccolissimo azione, ha pensato di creare dei banchetti, fra virgolette, di ascolto delle esigenze delle persone anziane, perché Trieste è una città anziana, come diciamo il trend è quello un po' di tutta l'Italia e anche di tutta l'Europa, va in questa direzione, per cui partire dal basso e capire quelle che sono le esigenze. Attraverso la comprensione, attraverso l'ascolto, è possibile ricreare un filo di fiducia e una empatia necessaria per fidarsi. Sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Buongiorno caro dottor Umberto. Buongiorno Claudio. E dal tuo gradito ospite, sono Claudio Visentini. Chiedo al suo ospite di commentare cosa pensa di fare azione per la riqualificazione tra tutti, in primis del parco di Villa Rivoltena, tra tutti i giardini, che è messo piuttosto male. Da giovane ricordo con tanta nostalgia quando c'erano i giardinieri che avevano i fiori nelle serre e poi nella stagione giusta li impiantavano. Grazie per la risposta, buon lavoro. Grazie Claudio. Io la ringrazio per la domanda e per la fiducia, ma mi occupo di sanità e onestamente non ne so nulla. Penso che sia necessario rivalutare un parco come quello di Villa Revoltella, però onestamente non ho alcuna proposta concreta, potrei dire solo delle stupidaggini. Allora, c'è una mail alla quale penso di poter rispondere io, nel senso dice oggi il bus della linea 22 fa il solito percorso lungo via Picardi e Canova oppure ci sono delle modifiche per una riparazione in corso? Io ho controllato sul sito di Trieste Trasporti, non ho visto notizie o diciamo così avvertenze in senso contrario, per cui credo che non vi siano problemi, almeno così non ho visto segnalazioni in tal senso. Anche di questo. No, ma questi sono i telespettatori delle volte chiedono appunto delle cose anche pratiche e noi vediamo se riusciamo a rispondere. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno signor Gino. Volevo ritornare sul discorso delle aggressioni ai medici. Okay. Mi pare che il tutto si è scatenato e si è reso evidente dopo il Covid e a mio avviso, e voglio ascoltare anche il parere dell'ospite, il tutto si è concretizzato per il fatto che la gente ha perso la fiducia in quelle persone che per loro erano il sostegno della loro esistenza. Cioè il medico era quello a cui si andava per trovare un rimedio e una conclusione alle proprie sofferenze, mentre nel periodo del Covid praticamente la gente è stata abbandonata. Col discorso di tachipirina e vigile attesa, praticamente i medici hanno abdicato alla loro funzione di soccorso. E questo, assieme al discorso che è venuto fuori evidente degli interventi delle big pharma sui medici che venivano in qualche maniera foraggiati in maniera strana per favorire o meno alcune cose, ha fatto sì che la gente adesso verso i medici non ha più quella fiducia e quindi nel momento in cui non ha una risposta praticamente si sente vessata.
Questo è il mio punto di vista, volevo sentire quello del medico. Grazie, buongiorno. Parto dalla fine. La lettura del coinvolgimento dei medici da parte di Big Pharma, suppongo che il significato fosse economico, è una cosa assolutamente inesistente. Ecco, lo trovo abbastanza offensivo per la mia categoria e per le persone che hanno lavorato in condizioni drammatiche, e molti ci hanno lasciato la vita durante l'epidemia. E la cosa che può un po' stupire è che la memoria dell'uomo di solito è corta. All'inizio il personale veniva santificato, quindi gli infermieri, gli operatori sanitari, i medici venivano portati su un piedistallo, eroi. Poi qualcosa si è rotto, il surmenage e anche una certa aggressività sociale in generale ha portato a degli episodi, e porta tuttora a degli episodi sicuramente da condannare. Quindi non sono in realtà d'accordo. Ritengo che sia da lavorare per migliorare la comunicazione, per migliorare appunto un approccio empatico, ma le problematiche connesse con un iperlavoro, un iperaccesso ai pronti soccorsi determini quindi delle discrasie. Pertanto tanti sono gli aspetti da toccare, fra cui perché c'è un iperaccesso, c'è sempre un'appropriatezza. Ci dovrebbe essere un filtro che garantisce l'accesso alle persone che hanno realmente bisogno. Secondo, se c'è un aumento della domanda, com'è l'offerta? Ci sono sufficienti operatori sanitari deputati agli accessi in urgenza e in pronto soccorso? Queste sono le problematiche. Se ci interroghiamo, quindi c'è da un lato una domanda che va governata e quindi l'autoprescrizione attraverso Dr. Google oppure la prescrizione per dire ma sì vai, così un po' superficiale, da un lato, e dall'altro la mancanza di operatori sanitari crea chiaramente uno scompenso fra domanda e offerta, e questo crea delle problematiche. Io lo vedrei così, non lo vedrei come una caduta della fiducia così totocorde. Non c'è dubbio che c'è da lavorare molto sulla comunicazione e ripristinare appunto soprattutto la fiducia nella scienza. Ecco, questo che a me a volte fa male, vedere una diffidenza verso la scienza. In realtà siamo pervasi di tecnologia, la tecnologia va avanti, non poniamo in dubbio il miglioramento del telefonino o dell'aspirapolvere, mentre poniamo in dubbio... Sì, ho capito. Sentiamo la prossima telefonata, poi tra l'altro ho controllato anche sul Telegram del Comune per quanto concerne la linea 22, non dovrebbero esserci modifiche di percorso. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno cari. Ma diciamo che non c'è una caduta della professione, no? È proprio una caduta della sensazione di rispetto nei confronti di quello che è una scienza che comunque aiuta la persona. Evidentemente oggi, avendo gli ospedali sovraffollati, i pronto soccorsi sovraffollati, il fatto stesso che abbiamo più persone che vengono da paesi dove la medicina non è tanto diciamo, qualificata come si trova in Italia, evidentemente abbiamo a trovare piuttosto che 3 persone in ospedale, al pronto soccorso ne troviamo 20. In aggiunta questi vanno direttamente al pronto soccorso perché è gratuito,
non devono andare dal medico di base, si mettono lì ad aspettare, e sarebbe interessante capire, fare una statistica di chi sono le persone, non per fare tifoserie, ma chi sono le persone che aggrediscono, l'età, la cultura, la provenienza, perché diciamoci questo, è gratuito, allora io vado là, mi metto là e aspetto, voglio essere subito curato, no? Voglio essere subito visto, aspetto un'ora, 10 ore, è chiaro che dopo monta questa aggressione e questa diciamo così, cattiveria, no? Allora io dico, se invece che essere gratuito fosse a pagamento, queste persone certamente non si comporterebbero così. Parliamo di una caduta dell'intelligenza, dell'abbassamento della piramide, della mancanza di cultura, della mancanza di rispetto di quello che è un'istituzione che aiuta, indipendentemente dal fatto che devo fare la coda, che devo aspettare magari 3 mesi o 4 mesi per andare a fare la lista, ma ci vado ed è gratuita, perché evidentemente quando mi danno una visita fra 3-4 mesi e io magari chiamo il giorno dopo, si libera un posto, ecco, vado. È chiaro che non posso aspettarmi come quando vado al ristorante che il cameriere viene subito, oppure vado al ristorante dove praticamente c'è il cibo scelta e aspetto magari anche 2 ore. Cioè rendiamoci conto che quello che fa il medico, e poi chiudo, non lo fa per prendere soldi perché lo foraggiano le big pharma, eccetera. Lo fa per passione, lo fa perché crede in queste cose, lo fa per aiutare qualcuno. Evidentemente poteva andare in Africa e fare in maniera volontaria, no, sta in Italia e lo devi aggredire? Lo devi aggredire? Ecco, una domanda sola al vostro conduttore: si potrebbe istituire un fatto dove tutti i medici, e estenderei questo anche agli insegnanti, fossero considerati come dei pubblici ufficiali, dove se io lo tocco è come se toccassi un agente o un carabiniere, punto di domanda. Ecco, paura che si arriverà tra l'altro a questo per tutta una serie di... Allora facciamo così, la risposta dopo la pubblicità, perché abbiamo un tassativo, come si dice. Giustamente. Allora, sulla questione del pronto soccorso a pagamento c'è anche una mail, la signora Maria Grazia dice: chi si sballa fino al coma etilico, oppure si infortuna perché va in Val Rosandra in infradito, e succede, o chi provoca volontariamente il ferimento di altri dovrebbe almeno concorrere alle spese di cura e di soccorso. C'è una telefonata, chiedo scusa, c'è una telefonata in linea, facciamo così. Sentiamo prima di rispondere anche la telefonata, così non facciamo stare troppo in attesa il nostro telespettatore. Buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni che parla. Buongiorno signor Gianni. Buongiorno a lei e al dottor. Vi auguro una giornata serena a tutti e due e a tutta la città. Speriamo. Mi ha già tanto piaciuto il dottor con la chiarezza che gli ha parlato. Proprio sono stato contentissimo. Avendo tanti lustri, siccome ho tanti anni, ho passato tante di queste robe, tante di queste vaccinazioni. Con l'aiolo che si andava a scuola bisognava fare le variole, appunto, se no non si veniva solti a scuola. Poi era tante malattie come la difterite, che la avevo anche lì e che è abbastanza brutta, e il tifo, tutte queste robe sono state fatte con i vaccini, cominciando da Jenner con il vaiolo, e dopo soprattutto, che mi ricordo benissimo, qua a Trieste era 4 sanatori della TBC, era Udine e il Forlanini, era Gorizia, era in Valtellina, era mezza Italia che andava su, e tutto per queste malattie. Grazie a Dio adesso non le c'è più, grazie ai vaccini. E ancora mi ricordo la paralisi infantile, che avevo amici che camminava con le crostole, le stampelle, per chi che non è triestino. Ecco, tutto questo volevo dirle e ringraziare il dottor, perché è chiarissimo nelle spiegazioni. Mi non entro in politica, ma entro solo per la mia città e per queste robe
quel monade che mi parlo sempre. Tanto lo ringrazio, sono entusiasta della sua presenza, non faccio parte di nessun partito, le mie idee e basta. La ringrazio tanto. Grazie al signor Gianni, che è un po' anche la nostra memoria storica per certi versi. Ma io ringrazio il signor Gianni perché con la sua testimonianza storica ha dato un peso importantissimo proprio al ruolo che ha avuto la prevenzione attraverso i vaccini di tutte queste malattie. Lui ha riconosciuto, c'era la tubercolosi, c'era la difterite, c'era il tifo, io mi ricordo che le il facevo paratifi, certamente, anche il vaiolo è stato molto pregnante il suo intervento, quasi per me, che lui è forse più anziano di me, ma sono anch'io abbastanza anziano, è veramente perfino commovente. Ecco, quindi io ringrazio lui. Allora, torniamo all'altro discorso, no? Questo del pronto soccorso a pagamento. Che... si è parlato varie volte diciamo, di in qualche maniera penalizzare con un ticket gli accessi che non fossero appropriati. Sì. Questo era un po' il discorso. L'altra signora parlava della responsabilità di coloro che se la cercano, tra virgolette. In realtà però dobbiamo dire che il nostro concetto di medicina etica e del nostro tipo di welfare non ammette in realtà questo, cioè chi si rivolge per un problema grave, congruo, deve essere assolutamente curato. Quindi l'acuto, diciamo, anche se ha vissuto una vita dissoluta, fumando, bevendo, eccetera, però si trova in quel momento con un episodio acuto, un infarto del miocardio che si è procurato fumando 80 sigarette al giorno, non puoi dire no, tu devi chiaramente questo non è accettabile. Cioè, perché poi chi deciderebbe? Ecco, esattamente, la medicina deve essere paritaria, noi la vediamo così e questo è il bello, se vogliamo, del welfare della medicina italiana. Dopodiché uno potrebbe, come dicevo prima, studiare meglio la problematica degli accessi. C'è già diciamo, un filtro fatto anche da personale infermieristico qualificato per diciamo, scremare le problematiche non realmente urgenti. Dovremmo forse agire ancora più a monte con la medicina generale, con i medici di medicina generale, con le case di comunità, con tutto diciamo, un sistema che funzioni per evitare che chi ha una stupidaggine, ecco, si debba rivolgere a un pronto soccorso dove invece è necessario che si rivolgano effettivamente gli acuti. Ecco, nella riforma negli anni 90 che viene ricordata come riforma Bindi anche, c'era il disegno di una ospedalità per acuti sostanzialmente. Sì. No? Ecco, oggi possiamo dire che pur rispettando in parte questo, non è proprio così, c'è un mixing, c'è un overlapping, una sovrapposizione di varie problematiche. Come dicevo prima, c'è una grande complessità, quindi dividere perfettamente l'acuzie dalla cronicità forse non è possibile, però si può tentare in qualche modo. Dice questo telespettatore, cosa pensa di distaccare il 118 di Palmanova anche con una centrale distaccata a Trieste? Santo cielo, anche questa è una bellissima domanda a cui non so se sono in grado di rispondere. C'è stata da quanto ne so io,
questa centralizzazione in un, diciamo, come potremmo dire, in un fulcro più centrale nell'ambito della nostra regione, che per rispondere a delle esigenze organizzative più efficienti, più efficaci. Questo grazie anche alla mobilità attraverso l'elicottero, attraverso dei mezzi veloci. Credo che sia sensato quello di tenere una centrale operativa in una zona come Palmanova. Non mi pare che funzioni male da un punto di vista poi pratico. Dobbiamo pensare che abbiamo un'area abbastanza grande, però con una popolazione limitata, quindi per garantire un servizio di grande qualità occorre organizzarsi molto bene. Sarebbe molto difficile, secondo me, mantenere una centrale operativa aggiuntiva in una località con un numero di abitanti relativamente ridotto come Trieste, sui 200.000, garantendo una qualità elevata. Ecco, questo è un problema, ripeto, che non ho affrontato personalmente in maniera analitica. C'è allora un altro spunto da questo spettatore. No, c'è una telefonata in linea, casomai poi questa la riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego, buongiorno. Vorrei sollecitare il suo ospite, dato che il dottore è un medico da 43 anni, no? Ecco, di più, che 52. Purtroppo sono tante belle cose nell'azienda sanitaria, no? Ecco, bisogna tenerlo caro, ecco. Però se spostiamo dal pronto soccorso ai vari reparti dell'ospedale Catinara, il dottore mi crede che c'è malasanità, negligenza, errore medico? Beh, io purtroppo ho avuto un calvario di 4 mesi con la mia consorte e gli posso dire che ci sono, ecco, soltanto che non viene gestito. Ecco, bisogna educare le OS, gli infermieri e i dottori che non è solo un lavoro quello là c'è gente che sta male, capisce? Ecco, se vuole più documentarsi si rivolgesse alla sua collega Rossetti di Azione, perché è al corrente di tutto questo, ecco. E purtroppo io, per cercare giustizia, no, logicamente è un affare molto oneroso, bisogna avere soldi per affrontare queste cause qua, no, ecco, e purtroppo trovo solo muri di gomma, ecco, che rinunciano, ecco. Purtroppo mi dispiace che c'è questa gente, professionisti, no, che purtroppo sviano e non danno certezza, ecco, nel loro operato. Okay. Ecco, la saluto. Sentiamo per quanto... Intanto mi dispiace che lei abbia vissuto questa cattiva esperienza. Non si può non dire che non esistano casi di malasanità, che non esista l'errore medico. L'errore medico c'è dietro ad ogni angolo, è uno dei mestieri che si presta a sbagliare, e devo dire che la responsabilità che ha il medico è una responsabilità che pesa come un macigno, e questo ogni collega ne deve essere assolutamente conscio. Dopo, chiaramente, ecco, condannare un evento come quello che lei ha riportato senza avere elementi è impossibile. Posso solo dire che se ci sono degli errori, però ci sono anche tanti comportamenti corretti, tanti comportamenti che salvano effettivamente la vita delle persone. Genericamente
posso solo pensare che un sovraccarico di lavoro e un scompenso, come dicevamo prima, fra domanda e offerta possa determinare delle discrasie. Questo non c'è ombra di dubbio, come qui entriamo in un discorso più tecnico, una sovrapposizione fra l'intervento medico per l'acuzie e invece il trattamento di una situazione che poi diventa cronica. Questo crea sicuramente tutta una serie di scompensi e di gestioni molto più difficili. Quindi non so aiutarla di più in questo. Credo che gli sforzi che vengono fatti per acquisire, per diciamo, costruire, edificare una relazione medico-paziente più efficace, più efficiente, migliore, più produttiva, vengono fatti tutti i giorni. Ecco, questo tenete presente che effettivamente non c'è, ecco, quello che a me dispiace, che fa male, è quello di pensare che ci sono nemici, no? Che il paziente è esattamente il contrario. Poi si possono creare situazioni di burnout, cioè quindi che bruciano, che ti fanno diciamo scoppiare per situazioni che diventano via via insostenibili. Siamo alla prossima telefonata, poi abbiamo ancora da leggere delle mail. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e al suo ospite. Buongiorno signora. Volevo dire al suo ospite, allora, se una persona prende una lieve tachicardia, con la paura la tachicardia aumenta, di conseguenza si rivolge al pronto soccorso, perché noi, non essendo medici, non riusciamo a definire se il nostro è un caso grave o è un codice bianco, come dice lui che non bisognerebbe andare al pronto soccorso. Poi le volevo dire, la sanità a pagamento era nel 1990, che era ricoverato il mio papà per un mesotelioma e bisognava pagare 10.000 lire al giorno per la degenza. Lui è rimasto un mese, poi purtroppo se n'è andato. Non abbiamo mai pagato perché per una malattia simile non credo che bisognava pagare la degenza. E poi andiamo sul discorso del Covid. Il mio compagno era entrato in ospedale a Gorizia per essere scivolato fuori dalla vasca da bagno il 2 marzo del 2020. 4 tamponi negativi. Se però, essendo una compagna, non la moglie, non mi dicevano niente, non le possiamo dare perché lei non è un familiare. Poi mi hanno telefonato che lo mandano a Gervasutta per la riabilitazione, qua lo avevano tracheomatizzato, invece alla sera mi telefonano che l'ultimo tampone, prima di andare a Gervasutta, era positivo e lo hanno portato a Catinara, dal quale non è ritornato più. Quindi non mi venga a parlare bene della sanità. Io non ho diritto di fare niente perché non ero niente praticamente per lui, anche se era 40 anni che vivevamo insieme senza regolarizzare. Quindi se io trovo quella dottoressa che lo seguiva a Gorizia, guardi, se anche la trovo in Piazza Vittoria le dico tutto quello che penso, perché è impossibile 4 tamponi negativi e aver bisogno di essere tracheomatizzato. E guardi, non mi stia a parlare di medici e di vaccini. Grazie e buona giornata. Questa è una posizione, diciamo così, che deriva anche da quanto è accaduto alla signora. Insomma, fatto personale, certamente. A me queste cose qui mi toccano profondamente. Ha ragione quando per la tachicardia, se c'è una tachicardia, ecco, quello è un problema. Se c'è una tachicardia, però quello si deve rivolgere chiaramente al
a un pronto soccorso, perché può essere anche il preludio di una fibrillazione atriale, eccetera. Quindi su questo non c'è ombra di dubbio, non puoi autogestirti una tachicardia, questo non... questa ha ragione in pieno, ma nessuno ti manda via se hai una tachicardia. Se vai con una frequenza di 180 eccetera, ti prendono subito in carico e ti fanno. E devo dire, qui a Trieste, io mi dispiace signora, ma devo parlare bene della sanità triestina, nonostante non sia Azione, sia un partito di governo, ma diciamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Secondo me qui abbiamo un'ottima cardiologia, quindi è uno del fiore dell'occhiello un po' della medicina di questa regione. Poi il fatto che le è capitato nel Covid, c'era stata una gran confusione, problematiche. Un ricovero in ospedale è, diciamo, fra virgolette, espone la persona a dei rischi, perché ci sono altre infezioni, germi ospedalieri, germi opportunisti, quindi uno viene ricoverato per una caduta che mi consenta di dire una cosa non per diciamo critica nei confronti di quello che ha detto, ma perché serve a tutti, ecco, le vasche da bagno, per l'amor di Dio, dopo una certa età eliminate le vasche da bagno, la causa, voi dovete sapere che una delle cause principali di morte in questo paese sono i traumi del femore e degli arti importanti che richiedono ricovero nelle persone anziane. Il 30% di queste persone entro un mese dal trauma decedono per in genere cause secondarie. Questo quindi la vasca da bagno è un pericolo, i tappeti, le vasche da bagno, bisogna eliminare, ecco qui c'è una prevenzione che andrebbe fatta e questo è un lungo discorso anche per l'osteoporosi. Quindi a parte questo, quindi è stata una disgraziata situazione in cui questa persona, poverina, si è ammalata, ma questo dei tamponi negativi, eccetera, questa è una narrazione, andrebbe tutta insomma, compresa, ma insomma potrebbe anche essere vera che alla fine sono negativi, poi si positivizzano perché poverino si è preso una infezione all'interno dell'ospedale da un'altra persona che aveva invece che portava il Covid. Ma un'altra cosa che lei ha toccato è il rapporto fra i non parenti. Questa è una cosa che io questa è una cosa appunto che andrebbe definita, che andrebbe toccata. Insomma, il compagno, la compagna hanno diritto. Questa è una cosa che veramente. Esattamente, ecco, questo lei ha ragione. Sta nel cielo in terra. Questa lei ha ragione, non sta nel cielo in terra e andrebbe assolutamente definita, potrebbe essere anche definita anche dallo stesso direttore generale dell'ente, dicendo sì, in questo ospedale compagni eccetera possono entrare, accedere. Questo ha ragione. Quindi sono tanti spunti, sì. Ecco, però mi permetta di dire di non avere sfiducia nella sanità. Sono tante persone ogni giorno che vengono salvate, che sono riconoscenti, forse sono quelli che non si fanno sentire, ma ci sono, vi posso garantire. Posso chiedere una cosa, lei riesce a rimanere con noi fino alle 9:15? Va bene. Ok, sì. Siccome vedo che c'è una telefonata, ci sono ancora delle mail, eccetera, e volevo continuare, se lei crede, le chiedo soltanto un quarto d'ora in più. Ecco, ma sì, insomma. non c'è problema. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo replicare al medico che il pronto soccorso cioè il centralino di Palmanova non funziona bene, funziona malissimo, oppure si può dire che il triestino non è più sicuro di essere soccorso per tempo, e le porto la mia testimonianza. Attenta con questo perché potrebbe, io ho capito quello che lei dice, sì, ma potrebbe essere letto in un certo troppo. modo, per cui... Sì, ecco. no, volevo solo dire questo, le posso portare la mia testimonianza
anche con documenti ospedalieri. 2 anni fa mi è successo un incidente in via della Fabbrica, dove c'è a sinistra c'è un posteggio privato. Sono scivolata in una giornata di pioggia e sarebbe stata, diciamo, una caduta normale, però davanti a me a mezzo metro avevo un muro, ho sbattuto la testa contro questo muro e la questione mi ha portato poi a essere non è stata chiamata l'ambulanza perché la fronte mi sanguinava e un signore che lavora all'Allianz di Campomarzio mi ha assistito per 50 minuti chiamando i soccorsi che non sono mai arrivati, e a un certo punto mi ha accompagnato lui gentilmente al pronto soccorso, e in cui sono stata medicata e ho avuto più di 30 punti di sutura. Poi sono stata ricoverata la notte, in cui mi sono state fatte un attacco, le radiografie eccetera, per cui non era una cosa piuttosto grave. Non sono stata soccorsa dal centro di Palmanova. Volevo segnalare questo e posso documentarlo. Ok. Avete il mio numero di telefono? No, ma non c'è problema. Ecco. E dunque non è un centralino sicuro. Per il triestino no. Attenzione a questo, perché ha bisogno di un altro tipo di pronto soccorso. Ripeto, stiamo attenti soltanto a formulare meglio la cosa, perché se no sembra che questi facciano apposta, eccetera. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi rispondiamo dopo la pubblicità. Mentre sei in pubblicità non sono ripreso, posso mandare un messaggio? Sì, come no. Perché avevo una... Va valutato caso per caso. Allora, rispondiamo a questa signora che ha che ha raccontato la sua storia con termini anche, ripeto, un pochettino eccessivi per certi versi. Però anche qui mi è difficile dare un giudizio, perché che cosa successe in quell'occasione? Potrebbe esserci stato un disservizio, però un disservizio non condanna un servizio. Anche perché poi dopo, se ho capito bene, il trattamento che la signora ha avuto in pronto soccorso è stato anche... Ma la signora lamentava il fatto che non sia venuta l'autoambulanza in tempo. Ecco, cosa sia successo non lo possiamo sapere. Certamente va rimarcato, e sono anche questi episodi che possono fare migliorare il sistema, non c'è ombra di dubbio. Ecco, mi viene da chiedere una cosa alla signora. Ecco, mi pare di aver capito che non ha mai perso conoscenza. Ecco, il fatto di non perdere conoscenza rappresenta comunque una attenuazione di una situazione, di una gravità. C'è uno score, diciamo, che ci fa comprendere qual è lo stato, la possibile gravità della persona che subisce un trauma cranico. Ma a prescindere da questo qui è come si può dire, è un arrovellarsi. Io credo che lì sia stato un disservizio, l'autoambulanza sarebbe dovuta venire, magari ce n'era una rotta, le altre erano tutte impegnate da un'altra parte, insomma qualsiasi cosa sia successa è da chiaramente rimarcare e non è andata bene. Ecco, una cosa che mi preme dire a tutte le persone, agli utenti, ecco, non fate di un episodio negativo una condanna di tutto un sistema. Non c'è niente di perfetto, si può perfezionare. Allora, finalmente riesco a leggere questa mail che avevo da parecchio tempo. Dice, questo signore ha avuto un'esperienza all'ospedale di Trento, c'è una guardia giurata e praticamente si accede al pronto soccorso dell'ospedale di Trento attraverso un numero, proprio come quando si fa la fila al supermercato. Chiedo scusa se il paragone è questo, quando si fanno le file alle poste, eccetera.
Quando senti il numero è la guardia giurata che apre la porta dell'ambulatorio. La gente agitata viene messa in un'altra stanza con 2 guardie di sicurezza. Perché non si può fare questo anche a Trieste? Questo è Trento, quindi forse magari lì c'è anche una legislazione forse particolare, potestà particolare. Anche questo potrebbe essere un'ipotesi, perché no? Anche questo è da studiare, non la nego nella maniera più assoluta. Certo, un signore prima ha detto che appunto che ha lavorato da 43 anni, io sono laureato dal 1973, quindi sono 52 anni che sono nella sanità, ne ho mezzo secolo se ne vedono di tutti i colori, insomma potrei raccontare tutta una serie di aneddoti. Ricordo anche quando l'ospedale maggiore, c'era il pronto soccorso all'ospedale maggiore prima di Cattinara, e c'era una stanza che veniva chiamata bunker, in cui venivano messi dentro gli agitati, e si usava anche la pompa con l'acqua fredda, esattamente, quindi adesso questo sarebbe tipo lager, no? È una cosa che effettivamente è stato giusto, diciamo, assolutamente eliminare e anche dimenticare, però questo è un ricordo per dire come sono cambiate le cose. E ricordo anche che ero studente, non ero ancora laureato, in un pronto soccorso all'ospedale Sant'Orso di Bologna, arrivarono 2 energumeni che erano nel 90, 2 contadini della Bassa Padana, che si avvicinarono al medico astante e dissero: il babbo, lo dico in italiano, non in dialetto, il babbo non deve morire. Ecco, lui era diventato tutto bianco perché questa persona è stata ricoverata con un infarto grave. Ecco, per dire, insomma, ci sono tanti episodi, è la vita che è così. Certamente noi dobbiamo perfezionare, migliorare al massimo. Questa è un'ipotesi un po', diciamo, teutonica, ma potrebbe avere un senso per la salvaguardia, ma il senso migliore è ripristinare una fiducia. È chiaro che abbiamo incontrano i pronti soccorsi l'ubriaco, la persona sotto l'effetto di droghe. Ecco, in questi casi identificato la persona pericolosa, in qualche maniera si deve attenuare la sua pericolosità. Dice questo telespettatore, è buona pratica quando si chiama al 118 premettere la località da cui si chiama come prima informazione ai soccorritori, ma insomma penso che la signora poi ne avrà ripetuto, però volevo chiudere con se crede dottore, con questo tipo di riflessione che riprende un pochettino quello che ha detto la signora prima, no? Cioè a Trieste per esempio ci sono 2 pronto soccorsi, quello di Cattinara e quello del Maggiore. Io non so poi se il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore è ritenuto un pronto soccorso differente, cioè quasi di prima accoglienza rispetto a Cattinara, anche perché poi so magari di qualcuno che prima va al Maggiore e poi comunque viene portato a Cattinara. Però per esempio, e lei lo ha anche detto prima, come fa uno a comprendere che ciò di cui, diciamo, soffre, il problema che ha, può aspettare o deve andare in pronto soccorso? Perché lì questo dirimente anche nel caso poi venissero istituite queste, non so poi i nomi che hanno, queste case di prima... case di comunità. Quelle case di comunità, eccetera. Sì. Parliamo anche del caso, per esempio, Non c'è ombra di dubbio, se uno si sente veramente male... Cioè, la prima volta che uno ha un reflusso, che è devastante perché prende una paura del diavolo, eccetera, e cosa fa? Per forza, si deve rivolgere, non c'è ombra di dubbio. Cioè, abbiamo, soprattutto poi, se uno si sente una tachicardia, diciamo, importante,
dà sicuramente un senso di angoscia, un senso di malessere, che non c'è dubbio. E cosa può fare? Deve andare per un soccorso, è chiaro. A quel punto, anzi, può essere di fronte anche a un fatto anche relativamente grave, quindi vengono fatti una serie di accertamenti, dall'esame di laboratorio, eccetera, elettrocardiogramma e così via. Quindi non ci piove, su questo non ci piove. Ecco, magari piccole ferite, cose di questo genere, ecco, quelle potrebbero essere evitate, ecco, in ultima analisi. Come dicevamo prima, è un problema complesso, non è facile, non è per niente facile da gestire. Allora, io ringrazio il dottor Massimo Bazzocchi di Azione per essere stato con noi, buon lavoro, grazie ancora. Adesso noi anticipiamo un attimo la pubblicità delle 9:15, perché poi, come vi dicevo prima, nella parte conclusiva della nostra trasmissione Bernardo Gullotta ci porterà a vedere quello che hanno preparato questi simpatici pazzoidi, insomma, perdonatemi il termine, che danno vita al Maker Faire. Grazie ancora, dottore. Grazie. Un attimo solo che mandiamo la pubblicità, poi la liberiamo anche del microfono. Ah, giusto. Allora, rientriamo in studio, c'è una vignetta di Englaro, come sempre molto divertente, che adesso vi facciamo vedere, che ha a che fare sempre con la questione dell'elezione del nuovo Papa. Ticket sa sempre tutto cosa vuol dire Gaudium Magnum, e dietro, come vedete, c'è il famoso gelato. Allora, andiamo avanti con la lettura ritorniamo in realtà appunto alla questione dell'elezione del nuovo Papa. Scusate un attimo, eccoci qua. Allora, il Papa americano, pace, prevost eletto con il nome di Leone XIV, il primo pontefice nato negli Stati Uniti, il grazie a Papa Francesco, l'urlo della piazza. Trump è un grande onore, lo voglio incontrare. Questi abbiamo, riassunto con la prima pagina del Corriere della Sera quelli che sono stati i servizi e i commenti dei quotidiani italiani, che molto poi hanno raccontato della biografia del Papa, molto hanno raccontato anche delle possibili prospettive, ma ancora troppo presto logicamente per giudicare, dove è ancora abbastanza impervio mettersi a discutere, a cavillare su quello che ha portato all'elezione del Papa, di Papa Prevost, piuttosto che all'elezione di un altro cardinale. Come adesso vi riproponiamo anche l'intervista che abbiamo realizzato ieri, diciamo a caldo, con il Vescovo Trevisi. Il Vescovo Trevisi aveva seguito le fasi successive alla fumata bianca, ovvero la proclamazione e le prime parole di Papa Leone XIV insieme ai fedeli, perché in Curia era in corso una iniziativa, anche una preghiera, per cui il momento stesso era fra i migliori per arrivare alla scoperta, perdonatemi il termine, del successore di Papa Francesco. Rivediamo allora l'intervista per intero e poi torniamo in diretta, in attesa, come vi dicevo, poi di cedere la linea a Bernardo Gullotta, che ci racconterà il Maker Faire di quest'anno. Siamo davanti alla Curia, abbiamo seguito assieme al Vescovo Trevisi questo momento storico, l'elezione di Leone XIV. C'era anche della gente perché in Curia era previsto anche un evento, ma sentiamo le prime parole del Vescovo Trevisi.
E siamo gioiosi e contenti, abbiamo il nuovo Papa, Papa Leone, e ci disponiamo a camminare con lui. Come sempre c'è tanta emozione, era uno dei vescovi, dei cardinali di cui si faceva il nome, ma erano tanti. E siamo contenti adesso di camminare con lui. Sul solco, l'ha nominato più di una volta, di Papa Francesco, la pace è il primo dono del risorto e le circostanze hanno portato che noi siamo stati qui a pregare, a cantare, a invocare la pace davanti a delle icone costruite, realizzate sulle tavole di legno delle munizioni della guerra in Ucraina, e trasformare le guerre, gli strumenti, le parole di morte invece in vita, la vita che Dio ci ha dato e che è una benedizione. Ci appresteremo a camminare con Papa Leone ed è bello che siamo sempre un po' sorpresi. C'è una continuità che è non soltanto il tema della pace, ma il tema di questo tutti, di un dialogo, di gettare ponti, del fatto che la Chiesa si dispone ad un servizio che è per il mondo intero, ma anche dentro la prospettiva di essere radicati nel Signore Gesù. Cammineremo insieme. La scelta del no. Sì. L'ultimo Papa che ha scelto il nome Leone era stato definito il Papa dei lavoratori, il Papa del sociale. Questo potrebbe essere il messaggio che ha voluto mandare il nuovo Papa? Diciamo che era un po' difficile scegliere il nome di uno degli ultimi papi perché sono stati tutti dei giganti e si è andati un po' indietro a prendere un altro gigante di un papa che è quello, diciamo così, della fase moderna della dottrina sociale della Chiesa, e ci ricordiamo tutti la Rerum Novarum, anche se lui stesso Leone XIII aveva scritto tante encicliche anche sociali anche prima della Rerum Novarum, ma la Rerum Novarum è stata come proprio un'apertura nei confronti della questione sociale, della questione operaia, dentro un cambio d'epoca, potremmo dire. Sì, quel cambio d'epoca di cui Papa Francesco tante volte ci ha parlato e che adesso sempre di più ci siamo in mezzo, anche l'intelligenza artificiale piuttosto che i grandi cambiamenti che stiamo tutti percependo. Per cui un Papa che ha aperto e ha cercato di riconciliare anche la Chiesa con un mondo che stava cambiando notevolmente, questo è Leone XIII, ma però è anche bello pensare che tra i primi discepoli di San Francesco c'era anche questo Leone, Fra Leone, che dice allora questo dialogo che va avanti e questa eredità che viene raccolta. È impossibile dire adesso che Papa sarà partendo dalla sua biografia, però questa è una di quelle domande che dobbiamo fare comunque. Allora, è un Papa di origine statunitense, americana, agostiniano, religioso, dunque di uno dei più antichi ordini religiosi della Chiesa Cattolica, dall'altra parte missionario, per cui nell'America Latina e poi qui in Italia. Diciamo che davvero è un Papa che conosce molto la Chiesa, il mondo, le tensioni, le speranze, le fatiche. Ha fatto anche questo accenno ad una Chiesa missionaria, che vuol dire che il Vangelo è qualcosa che non possiamo che condividere e fare in modo che gioiosamente arrivi anche nel cuore dei fratelli e delle sorelle che incontriamo. È stato anche a capo del Dicastero dei Nuovi Vescovi. Sì, è stato a capo del Dicastero dei Nuovi Vescovi e io come nuovo vescovo 1 anno e mezzo fa circa l'ho conosciuto, gli ho parlato insieme perché poi era disponibile anche a dei colloqui e io ero andato un po' a conoscerlo, a salutarlo e dirgli un po' le mie prime impressioni su Trieste. È una persona, la ricordo, pronta ad ascoltare. Non è che ha dato delle soluzioni e così via, ma il fatto di essere ascoltati sappiamo che è una delle prime cose di cui tutti sentiamo il bisogno. Per cui
ci ascolterà questo mondo, sarà in ascolto del Vangelo e del Signore per aiutarci anche poi a percorrere le strade di oggi con il Signore. Le do un'ultima curiosità, ha una parente, una zia che vive in Liguria a Sestri Levante, un po', almeno c'è questo collegamento con l'Italia. Sì, il collegamento con l'Italia è perché lui adesso da qualche anno, non so dire quanti, però è a Roma e conosce bene l'italiano, l'abbiamo visto, è una persona che lo vediamo sorridente e questo è una sua caratteristica, anche a me aveva colpito subito la sua serenità con la quale anche di fronte ai temi, i problemi grossi che ci sono, ma traspare una fiducia nel Signore che ci accompagna, legato anche all'Italia, certo. Ultima brevissima, com'era vivere questa proclamazione con i fedeli in una piazza nell'epoca sociale? Ma io penso che ricorderemo in tanti questo momento, perché eravamo qui per questa manifestazione di Piazza della Pace e qui tra la curia e la piazza, per cui la Chiesa che ha qualche cosa di grande ma che vuole uscire e portarlo, e su temi che interessano tutti. Insieme al popolo di Dio sentiamo ancora che si sta cantando ed è stato bello. Eravamo qui a pregare per la pace, le sue prime parole sono quelle del Signore risorto, la pace sia con voi, il dono di Cristo risorto. Non è la pace del mondo, è la pace che è radicata nel Signore che sconfigge la morte. Lo chiami qua, lo porti a Trieste, porti anche lui qua. Ritornerà, verrà anche lui a suo tempo. Grazie. È stato bello. Allora, questo dunque abbiamo rivisto il commento del Vescovo Trevisi all'elezione di Papa Leone XIV, potete immaginare poi sui social è tutto un tripudio di annunci, commenti, eccetera. Noi fra 5 minuti, poco più di 5 minuti, daremo la linea alla pubblicità, poi ci collegheremo con Bernardo Gulotta che, come vi dicevo, ci racconterà l'edizione 2025 del Maker Faire. Adesso ci occupiamo ancora di altri servizi che abbiamo trasmesso nell'edizione del telegiornale di ieri, a partire da un'iniziativa della Lista Russo. Parte oggi la campagna di ascolto che appunto la Lista Russo Franco ha promosso, cartoline illustrate per sognare e scrivere il futuro della città. Ci saranno dei banchetti in varie zone di Trieste fino all'11 marzo e poi anche la settimana successiva. Con l'appuntamento elettorale a vista tra appena, per così dire, 2 anni, la Lista Russo Franco parte con una campagna di raccolta di segnalazioni in giro per la città dal titolo Cara Trieste ti vorrei. Fino all'11 maggio e poi nella settimana successiva sarà possibile partecipare, compilando speciali cartoline illustrate da Giulio 48, che raffigura una scena di vita cittadina e di comunità. 1000 le cartoline stampate da ritirare e consegnare nei banchetti allestiti in diversi luoghi. Si parte venerdì in Via delle Torri per poi proseguire sabato a San Giovanni e Opicina e domenica nella Pineta di Barcola. I consiglieri comunali Altin, Pasino e Sclip, assieme ai circoscrizionali Goiac e Macnic, hanno spiegato che l'iniziativa segue quella del 2021, quando furono raccolte oltre 700 segnalazioni. L'obiettivo è tornare a fare quello che abbiamo fatto nel 2021, cioè tornare a chiedere ai triestini e alle triestine qual è la città in cui sognano di vivere, qual è la Trieste del futuro che sperano un'amministrazione possa contribuire a realizzare nei prossimi anni. Saremo presenti in dei banchetti venerdì pomeriggio, sabato mattina pomeriggio e domenica mattina e consegneremo alle persone delle cartoline con le immagini della città e sulle cartoline chiediamo alle persone di scrivere come immaginano o come vorrebbero la Trieste del futuro. L'obiettivo è dare voce ai cittadini e stimolare idee per una Trieste più vicina ai bisogni di chi la vive ogni giorno, tanto riguardo ai grandi temi del capoluogo, fra sicurezza, lavoro e opere pubbliche, quanto per quelle problematiche strettamente rionali che però hanno un percepito molto forte nella quotidianità. Noi inviteremo le persone a scriverci sia dei grandi temi che possono essere quello della sicurezza,
quello della sanità, quello delle grandi opere come la Cabinovia, Roiano, Portovecchio, ma anche delle piccole cose di cui quotidianamente ci si accorge, dei marciapiedi, dei buchi, del traffico, dei parcheggi, dei giardini, dei parchi gioco per i bambini. Adesso andiamo a Romance di Isonzo, dove la Cassa di risparmio di Gorizia torna a sostenere il museo archeologico basato sulla scoperta in loco di una necropoli longobarda. Il progetto si chiama Go Green. Un importante passo avanti per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico del territorio isontino è stato compiuto con la firma di un accordo di progetto tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e il comune di Romance di Isonzo. L'intesa mira a rafforzare ulteriormente il progetto pluriennale Go Green e in particolare potenziare l'esperienza offerta dal civico museo archeologico di Romance di Isonzo. Il comune infatti punta a rendere sempre più moderna l'esposizione all'interno di Casa Candussi Pasiani. La Fondazione Carigò aveva già sostenuto nel 2021 l'allestimento multimediale del museo con un contributo di 40.000 euro. Con il nuovo accordo il comune stesso consente alla Fondazione di utilizzare i contenuti multimediali del Museo Archeologico Civico all'interno delle proprie sedi espositive. Quindi la Fondazione persegue questo ampliamento dell'offerta culturale. Il Museo Longobardo è una eccellenza, secondo me, che va assolutamente incardinata, e come faremo questo potenziamento? Ci saranno ulteriori strumenti multimediali di approccio alla realtà longobarda, porteremo qui anche l'esperienza di MetaHuman, quindi riferendosi proprio alla realtà dei longobardi. Realizzeremo degli applicativi in lingua slovena, perché l'obiettivo dell'amministrazione è quello di riuscire a portare questo plus del museo all'interno della capitale europea della cultura. Realizzeremo una web app, quindi in modo di rendere molto più accessibile la realtà longobarda. Ci dà modo di raggiungere un obiettivo ulteriore, che è quello appunto di realizzare una promozione diffusa. Noi abbiamo puntato molto nel rinnovare questo allestimento, ovviamente sull'esposizione dei reperti, ma anche sulla multimedialità e l'interattività, per dare al visitatore un qualcosa di nuovo. Il fatto di entrare nel circuito Go Green e quindi di avere anche un pezzo del nostro museo e della storia che vogliamo raccontare anche all'interno della sede della Fondazione è appunto in linea con questi nostri obiettivi di voler espandere anche la promozione di quello che stiamo facendo. Allora, prima di dar la linea alla pubblicità, rivediamo i titoli dei quotidiani, le prime pagine dei quotidiani italiani, come hanno raccontato la scelta dei cardinali del nuovo Papa. Il Papa americano è il titolo che accomuna fra l'altro la Repubblica con il Messaggero, laddove la stampa sceglie il Papa dei due mondi, e vedete che Leone d'America è il titolo del giornale. Libero non è Francesco, duro sull'ideologia gender, si presenta coi paramenti rossi che Papa Bergoglio aveva archiviato. Poi c'è sia Il Tempo che Domani titolano Un americano a Roma, e già circola sui social il fotomontaggio che vede il nuovo Papa come Alberto Sordi addentare un piatto di spaghetti. Come sempre succede, il titolo più intrigante è quello del manifesto, La fossa del leone. Vediamo se riusciamo a leggere anche il sommario. È una sorpresa il primo Papa nato negli Stati Uniti. Robert Prevost prende il nome di Leone XIV e si presenta invocando la pace disarmata e disarmante e il bisogno di ponti. Dal Vaticano una mossa che più politica non si può e che annuncia battaglia sul terreno di Trump e di Vance. Questa è la lettura del manifesto, che poi aggiunge emozionato e già schierato su guerra e migranti. Allora, a questo punto andiamo in pubblicità, poi
come vi ho annunciato, il collegamento con Bernardo Gulotta per Maker Faire. Allora, rientriamo in studio, alle mie spalle un'altra piazza, un altro palazzo, un altro balcone, se vogliamo, meno importanti logicamente di quelli romani, ma insomma, se allarghiamo l'inquadratura dovremmo essere collegati con Bernardo Gulotta, che ci porterà in questi ultimi minuti di trasmissione, ci anticiperà più che altro il Maker Faire 2025. Sentiamo se Bernardo è collegato. Allarga le immagini. Eccoci, eccoci qua. Io cedo la linea a Bernardo Gulotta, vedo che c'è con lui l'ingegner Bandelli del Comune. Prego Bernardo, sei in linea. Piazza Unità come palcoscenico della 12ª edizione della Trieste Maker Faire, partiva mini tanti anni fa, è diventato un evento però consolidato in questi anni, tanto da togliersi quell'appellativo di mini che poteva essere un po' una diminuzio proprio rispetto all'interesse, all'entusiasmo anche da parte, se non soprattutto, dei creatori che vengono a Trieste ogni anno per esporre le loro invenzioni. Lo presentiamo quest'oggi in compagnia di Carlo Fonda, uno degli organizzatori facente parte del centro di fisica, l'ICTP. Buongiorno Fonda. Buongiorno a tutti. Presentiamo anche il dirigente del Comune di Trieste, direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino, Lorenzo Bandelli. Buongiorno Bandelli. Buongiorno a tutti, buongiorno Umberto. Alla sua sinistra invece troviamo Francesco Ruziere, Festival Manager del Festival della Fantascienza. Buongiorno Ruziere. Buongiorno, buongiorno. Torno da Fonda per introdurre questa 12ª edizione. Oggi siamo alla vigilia dell'apertura, dell'inaugurazione della Trieste Maker Faire, che porterà in piazza. In passato lo portava proprio davanti al centro di fisica, nell'area del parcheggio e anche nelle aree interne, questa 12ª edizione del Trieste Maker Faire. Cosa troveranno i cittadini a partire da domani, Fonda? Intanto troveranno qualcosa già a partire da oggi, perché l'evento collaterale inizia fra pochi minuti, fra mezz'ora al Teatro Miela, prosegue con delle bellissime spettacoli e conferenze e poi anche questa sera ne parleremo con calma fra un po', e poi domani troverete i nostri maker, i nostri creativi, i nostri inventori, troverete sempre qualcosa di nuovo. Non siamo mai riusciti a pronosticare in tempo, in nessuno di questi 12 anni, cosa sarebbe successo l'anno dopo. Nemmeno pochi mesi prima sappiamo a volte cosa porteranno i nostri maker, perché sono una fonte inesauribile di creatività e di inventività. Questo è il bello di una fiera che alla fine si basa sulla passione, sul volontariato. Non sono professionisti, non è una fiera commerciale, non è una fiera di prodotti, è una fiera di idee e di passione, grande passione dei maker. In quanti cominciano nel cosiddetto garage per costruire qualcosa e poi li avete ritrovati proprio qui in piazza o prima al centro di fisica? Ma sicuramente direi tutti iniziano, prima di tutto iniziano a scuola con l'interesse magari per la scienza e la tecnologia, con questa curiosità che nasce, e poi nel weekend, nel tempo libero, a costruirsi, ad aggiustare, a smontare, come tutti noi abbiamo iniziato distruggendo qualcosa, no? Smontando l'orologio della nonna e senza saperlo poi rimontare, ma così si impara a diventare maker, così si impara poi da grandi, ma abbiamo dei maker che sono giovanissimi, abbiamo degli espositori che non sono maggiorenni, comunque da grandi si costruiscono cose anche utili, anche importanti. Abbiamo premiato negli anni scorsi dei progetti che sono diventati dei progetti di riferimento nazionale, per esempio cito un progetto sulla disabilità dell'acustica su persone ipoudenti. L'anno scorso era un progetto nato da un appassionato per un problema di un familiare che non ci sentiva bene, che è diventato un progetto di interesse nazionale adesso importante, insomma. Quindi la Maker Faire non è solo festa, è sicuramente festa e divertimento, ma è anche innovazione, è anche utilità per la comunità stessa, per i cittadini e per tutti noi. Le dico ancora una cosa, poi passo anche agli altri. Questo evento insegna anche un altro aspetto magari più profondo, più nascosto, che dietro a chi oggi espone ci sono tanti fallimenti fra virgolette, tanti esperimenti, tanti tentativi, poi finalmente arriva
quello giusto e si può portare in piazza. Assolutamente, la filosofia dei maker, diciamoci la verità, è la stessa della scienza, è il metodo scientifico, bisogna provare, quello che funziona si mantiene, quello che non funziona bisogna cambiare la propria teoria, quindi il maker fa come fa lo scienziato, fa esperimenti, prova e riprova, a volte riprova per 20 anni a fare la stessa cosa, fino a che sperabilmente riesce a ottenere successo qualcosa che funziona, e quello è quello che viene a mostrarci. Però ci raccontano anche le altre storie, ci raccontano il dietro le quinte, ci raccontano i loro fallimenti, perché a volte si impara più da un fallimento che dal successo. Passiamo a Lorenzo Bandelli, Comune di Trieste in prima linea davanti all'organizzazione di questo evento, come di tanti altri ovviamente sparsi per la città. Questo forse è uno dei più colorati, possiamo definirlo così? Beh, sicuramente è uno tra i più vivaci, che attira un po' tutte le età, diciamo, dai bambini magari accompagnati dai genitori, che invitiamo a scendere in piazza naturalmente tra sabato e domenica, ricordiamolo, a partire dalle 14 di sabato e fino a domenica alle 18 con le proprie famiglie, perché sicuramente i bambini troveranno spunti, troveranno stimoli, troveranno proprio quel poter mettere le mani sopra degli esperimenti che noi vorremmo avvicinino, appunto, come diceva prima Carlo, un po' al metodo scientifico, alle materie cosiddette STEM, ma non solo, c'è anche una creatività fatta magari anche più artistica, che è pur sempre frutto, ecco, dell'ingegno, così, dell'intelletto e della creatività di un maker. Ma non solo bambini, perché appunto gli appassionati sono di tutte le età e le varie materie che vengono presentate qui appunto vanno da esperimenti più tecnologici a magari metodologie di insegnamento, perché no, oppure ricostruzioni storiche. Non so se anche quest'anno, ma è sempre presente per esempio un professore che insegna storia o storia dell'arte, archeologia, e fanno un team con il quale propongono un metodo di insegnamento, quindi ce n'è veramente per tutti gli interessi, e per questo l'amministrazione ha voluto portare proprio in Piazza Unità. Siamo qui dal 2020 sostanzialmente, quando appunto è cresciuta come tipologia di evento, diventando da mini a full Maker Faire. L'abbiamo portata in Piazza Unità, era bellissima nel campus, ma in Piazza Unità nel campus aveva anche un suo spirito, appunto, così legato un po' anche ai luoghi dove la scienza si fa, però qui la scienza si racconta, e quindi l'abbiamo voluta portare assieme all'amministrazione, appunto, che ha deciso di mettere a disposizione la Piazza Unità, che utilizziamo solo per gli eventi più importanti. Questo lo sappiamo, la Piazza Unità è usata occasionalmente appunto per i grandi eventi, e questo è uno di loro. Credo che ne abbia tutta la dignità, ogni anno cresce, come ha detto Carlo, diciamo il format è questo, ma le idee, le proposte sono sempre diverse. Quest'anno in più abbiamo aggiunto, ed è importante, magari ce lo racconta tra un po' un attimo Francesco, tutto il programma collaterale. È il primo anno che abbiamo voluto far crescere Maker Faire, aggiungendo appunto degli eventi che accompagnino un po' come un po' il Fuori Festival, no? Cominciamo appunto questa mattina dedicata alle scuole, e poi avremo programmi questa sera e domani sera, ma ve li racconta Francesco, sempre a tema scientifico, a tema divulgativo. Ci teniamo appunto anche che vedere come la città reagisce, e ci impegniamo, ecco, se la risposta c'è, a farla crescere ulteriormente. Allora mi sposto vicino a Francesco Ruzier, come ha detto festival manager del Festival della Fantascienza, mettiamoci un po' più in qua così siamo tutti vicini anche a favore di camera, per raccontare gli eventi collaterali e quel fil rouge che lega un evento come la Maker Faire e la vostra attività all'interno del Festival della Fantascienza, perché certo, molte tematiche sono affini. Sì, sicuramente. Noi come Trieste Science Plus Fiction Festival comunque abbiamo sempre un po' l'obiettivo di fare da anello di congiunzione tra la scienza e la fantascienza, perché di fatto è un genere che si presta molto anche a spiegazioni di tipo scientifico, e quindi abbiamo accettato molto volentieri questo invito a partecipare, a organizzare la Fantamaker, che appunto, come ricordava Lorenzo, sono una serie di eventi collaterali che provano proprio a raccontare l'evento e ad attirare anche degli spettatori diversi, insomma, dal solito, provando a fare appunto della divulgazione e anche creando un po' quel gancio con la cultura nerd in generale, con i film e con le serie TV. Entrando un po' nel merito di quello che è il programma che abbiamo organizzato, questa sera alle 21 al Teatro Miela, di ingresso gratuito, ci sarà uno spettacolo che si chiama La scienza di Star Wars, tenuto da Luca Perri, che è un
astrofisico e divulgatore scientifico molto amato, che lavora proprio sulla spiegazione scientifica dei film di fantascienza o di genere, quindi appunto inizierà questo spettacolo provando a rispondere a delle domande che tutti fan, insomma, si sono fatti nella vita guardando la propria saga preferita, ovvero come una spada laser potrebbe funzionare nel nostro mondo o quanto potrebbe costare replicare il Millennium Falcon. Quindi insomma ci sono tutta una serie di aneddoti e curiosità, sarà una conferenza spettacolo interattivo, quindi anche ci sarà un po' di partecipazione del pubblico, credo sarà uno spettacolo molto divertente. Ricordo questa sera al Teatro Miela alle 21, ingresso gratuito. Magari vengo a chiedere anche come fa con l'ipervelocità un essere a non smaterializzarsi, no? Esatto. Questo è un altro dei temi interessanti e sicuramente Luca saprà rispondere questa sera. L'altro evento che è aperto a tutti è la Fanta Quiz Night, domani sera qui proprio in Piazza Unità, una serata quiz a squadre a tema serie TV, film e cultura nerd in generale. Sono già aperte le iscrizioni, abbiamo già un bel po' di squadre iscritte, ci si può iscrivere, si trova il link sul nostro sito sciencefictionfestival.org, ma ci si potrà anche iscrivere qui direttamente sul posto, quindi accettiamo ancora candidature. È un format che è stato insomma inventato dai redattori di Serial Minds, in questo caso verranno qui Diego Castelli e Jacopo Cirillo, che appunto sono due dei redattori del portale più importante che parla di serialità in Italia. Ci saranno 50 domande fatte a tutte quante le squadre e poi i finalisti andranno sul palco a sfidarsi con le ultime sfide. In palio moltissimi gadget legati al Trieste Science Press Fiction e anche per i vincitori gli accrediti per la prossima edizione. C'è anche il richiamo molto, molto digitale ma anche analogico, lo diceva prima Lorenzo Bandelli, più artistico magari, possiamo dire così, più dal lato creativo che dal lato pratico. Sì, assolutamente, e in realtà anche sul lato pratico abbiamo dato un piccolo apporto, nel senso che qui proprio durante la Maker Faire, quindi durante la manifestazione, saranno presenti anche degli artigiani che abbiamo ospitato negli ultimi anni al Mercatino Intergalattico, che è la parte espositiva con cui abbiamo invitato negli ultimi anni al nostro festival degli artigiani che creano degli oggetti o delle invenzioni, insomma a tema fantascientifico, saranno qui presenti, quindi anche questo è un piccolo contributo anche dal punto di vista diciamo più artigianale. Allora vi passo le spalle così non passarvi davanti di nuovo da Carlo Fonda. Tra poco fra l'altro dovrebbero arrivare anche le chiavi dei gazebo, quindi potremo aprire in diretta proprio il villaggio. La consegna del villaggio, delle chiavi delle casette, proprio gli ultimi ritocchi, poi le decorazioni. Questo pomeriggio renderemo questo un villaggio veramente divertente e colorato, in modo da accogliere domani i maker. Sì, assolutamente, diciamo quest'anno il villaggio è cresciuto, si è arricchito di tantissimi progetti nuovi e di attività anche diverse. Avremo dei workshop per bambini, avremo dei flash mob dell'ukulele, avremo flash mob delle spade laser, avremo attività diciamo di ogni genere tipo negli stand dei maker, nel tendone grande anche dei maker, a seconda delle tipologie di quello che mostrano. Alcuni hanno una propria casetta qui nella piazza, altri hanno invece dei tavoli, degli spazi più ampi, in modo che si può accedere più facilmente anche a certe attrezzature dentro al tendone grande. Assolutamente, diciamo, è tutto ovviamente aperto a tutte le famiglie, per tutte le età. Diciamo noi sempre la Maker Faire va da 1 a 99, ma accettiamo anche gli oltre 99, non c'è problema. Ci sono tecnologie, ci sono arti e creazioni per tutte le età ovviamente. C'è qualcosa che mi interessa particolarmente, che è anche il retro gaming, perché so che è presente anche una sezione un po' vintage per certe persone di quelle console, di quei cabinati che si utilizzavano una volta, che oggi non vediamo più se non in rare spiagge dell'Italia, diciamo così. Assolutamente sì, c'è un'associazione di appassionati amatori di questo genere che sono i 12 bit, ragazzi di Trieste, ma che hanno attività in tutta la regione, espongono cose bellissime, giochi della mia infanzia, di quella di tanti miei coetanei, ma anche giochi che risultano interessanti ai bambini e ai ragazzi di oggi, perché magari non li hanno mai visti e scoprono un mondo nuovo per loro, e quindi è anche giusto far conoscere questa storia importante della tecnologia informatica. Bandelli, quanto secondo lei l'avvento dell'intelligenza artificiale negli anni ha contribuito a velocizzare o a aiutare i maker nell'affinare meglio quelle che sono le loro creazioni? Perché prima
c'è la parte diciamo di idea, poi c'è la parte di sviluppo e poi c'è quella che è la pratica diciamo, della creazione di per sé, vedere se funziona, se è coerente e se risponde a quello che si fa. Proprio l'input, anzi l'output, cioè la risposta, oggi è migliorata da un sistema che fa un calcolo prettamente perfetto. Beh, questa potrebbe essere la prima edizione, ne parlerò con Carlo, no? In cui mettere a confronto un po' il maker umano con il maker artificiale. Potremmo anche trarre qualche spunto per lanciare qualche challenge magari per l'edizione successiva, perché sicuramente questi sono gli anni in cui si sta sviluppando. Beh, diciamo, dipende un po' da dove l'intelligenza artificiale prende la sua conoscenza, perché se la va a prendere da quello che i maker hanno pubblicato nel corso del tempo, beh, insomma, non so quanto in più possa dare. Sicuramente però può essere un punto di riferimento per fare dei check, dei tuning, per fare delle ipotesi che comunque andrebbero messe ancora diciamo alla prova poi di un vero banco da test concreto, analogico, reale, ecco, questo sicuramente. Però può essere uno strumento con il quale sì, magari proprio lanciare anche qualche percorso all'interno di Maker Faire può essere una buona idea, per vedere come questo strumento risponde rispetto, ecco, al filone classico, ecco, del fare le cose con le mani e con gli strumenti digitali. La Maker Faire rappresenta anche, diciamo, simbolicamente il fare rete tra amministrazioni pubbliche o realtà come il Festival della Fantascienza, quindi l'ICTP, il Centro di Fisica, il Comune di Trieste, il Festival della Fantascienza. Ci sono altri eventi dove ci sono patrocini e contributi anche da altri enti, la regione, piuttosto che centri di fisica, centri di ricerca di altra natura. E questo è un elemento proprio tangibile della collaborazione fra le parti. Certo, e credo che solo collaborando in questo modo si riescono a fare degli eventi di successo. È nato originalmente all'interno di CTP, che in maniera naturale ha cercato fin dall'inizio il supporto dell'ente locale, perché alla fine sì, è vero che potevano farlo all'interno del campus, ma senza effettivamente la città che ti segue e che ti supporta, ecco, restava magari un po' troppo confinato. E invece a noi fa piacere che la città della scienza si apra le sue porte. Esistono gli open day, esistono vari momenti in cui appunto le nostre istituzioni scientifiche, che sono tanti, ricordiamo che siamo la città che ha il numero più alto di ricercatori rispetto agli abitanti, vengono a contatto con i cittadini. Quest'anno è significativo l'allargamento di questa partnership, proprio coinvolgendo il Festival della Fantascienza, perché ci sembrava l'interlocutore ideale. Già dialogavamo, diciamo, in maniera indiretta, no? nei rispettivi momenti, e perché non istituzionalizzarlo e formalizzarlo? Questo è importante. Un'altra rete importante che sta alla base anche di Maker Faire è la rete tra i Fab Lab, e magari su questo ci ritorniamo dopo, perché mi sembra che adesso ci sia un evento importante. Abbiamo le chiavi, Fonda, poi arrivo anche da lei, Ruzier. Però insomma arrivano le chiavi per aprire le prime casette, quindi inauguriamo ufficialmente fra un attimo l'apertura della Maker Faire di Trieste. Abbiamo le chiavi delle casette, oh che bello, abbiamo le chiavi delle casette, vedete, sono arrivate e quindi siamo ufficialmente, il villaggio si inizia a allestire per i maker da adesso. Grazie ancora, ringraziamo le ditte che ci hanno aiutato per gli allestimenti, ringraziamo tutto quello che gira attorno alla Maker Faire, perché c'è un sacco di lavoro dietro le quinte, come si suol dire, che spesso non traspare. E tutta l'attività amministrativa, l'ospitalità per i maker, che ricordiamo sono ospiti gratuiti qui a Trieste grazie alle foresterie del Centro di Fisica, tutta la parte, diciamo, di registrazione, di programmazione degli eventi che si fa in anticipo, e anche gli allestimenti, tutte le varie persone che provvedono il catering per i maker, che provvedono le magliette. Ricordiamo la Fondazione Pietro Pittini, che ci regala da tanti anni ormai queste bellissime magliette che sono diventate oggetto di collezione, perché i maker più fedeli, quelli che vengono ormai, veramente ce ne sono dei maker che sono per la 12ª volta sono stati presenti ogni anno, pochissimi sono quelli che sono stati per 12 anni, però hanno la collezione completa, perché ogni anno un colore diverso, il disegno muta, e poi ci sono le magliette di volontari che sono oggetto ancora più di collezionismo, perché i volontari sono molto pochi e molto importanti per la Maker Faire. Quindi sono tutti questi meccanismi che permettono alla Maker Faire di partire in maniera veramente con il botto, come si suol dire. Vuole che apriamo una delle casette oppure si fa tutto dopo, perché è complicato? Allora torno da Francesco Ruzier per
affrontare altri aspetti, anche perché, come si diceva prima, quello della cinematografia declinata all'invenzione è un connubio molto stretto, cioè tanti creano sulla base di cosa hanno già visto e Star Wars un po' apre la pista a tutti gli maker che possono venire a Trieste. È verissimo, diciamo che il genere cinematografico della fantascienza ha proprio questo potere qui, no? Perché di fatto parte sempre un po' da un'idea plausibile di verosimiglianza scientifica, però poi si immagina degli ipotetici futuri che nascono appunto da invenzioni tecnologiche, quindi di fatto finisce con magari influenzare proprio le scoperte tecnologiche del futuro, ma a sua volta si fa influenzare da quelle che sono le scoperte tecnologiche del presente. Quindi diciamo che è un continuo dare e avere che è sicuramente fonte di ispirazione, ma anche si ispira proprio alle invenzioni dei maker del presente. Allora, noi abbiamo qualche minuto, intanto facciamo vedere l'apertura ufficiale della prima casetta del villaggio di Piazza Unità della Trieste Maker Fair, con Carlo Fonda già alle prese con il primo allestimento. Si dà dunque il via, qui ci sarà l'esposizione di uno dei creatori che avrà dunque lo spazio per poter mettere in mostra ciò che ha fatto. Ricordiamo anche il Gran Tendone in Piazza Unità, che sarà un po' il fulcro, no Bandelli, il padiglione? Ne abbiamo due. Allora, il principale sarà dedicato a dei maker, ai workshop e alle attività più creative, e quello più piccolo invece è dedicato ai talk, dove avremo continuamente, c'è un programma già pubblicato già da oggi, ma nei prossimi giorni sempre aggiornato, con dei interventi a carattere divulgativo, c'è anche un importante che facciamo assieme alla prefettura sull'Hotel Mafia domani pomeriggio alle 16, lo ricordo, è un evento in cui insomma intervengono delle autorità importanti in questo campo, e quindi questi due padiglioni da frequentare, diciamo, in maniera alternativa rispetto alla classica casetta con il maker da intervistare, con cui dialogare, ecco. Fonda, chiudiamo perché siamo ormai agli ultimi. Stiamo scappando anche noi, perché adesso andiamo al Teatro Miela per questo evento di scienza e musica rock che spiega la fisica, e invitiamo tutti, domani si apre alle 2, venite, portate i bambini, le famiglie, gli amici e il vostro drone e il vostro robot privato. Sarà la fiera di tutti siamo maker e la creatività, la scienza e la tecnologia sono un bene comune dell'umanità, quello che ci permette di progredire sempre di più. Grazie a Carlo Fonda, grazie a Lorenzo Bandelli, grazie a Francesco Ruzier, buona Maker Fair a tutti, speriamo che ci sia vasto pubblico a colorare la piazza, incuriosire i cittadini e anche tanti turisti che sono qui a Trieste in questo periodo. Grazie a tutti. Grazie ancora. Chiudiamo dunque qui questa puntata un po' particolare di Sveglia Trieste, grazie a chi ha chiamato, grazie a chi ha scritto, grazie all'ospite, grazie a tutti, e vi ricordo l'appuntamento delle 13:20 con il telegiornale, delle 17:55 con Trieste in diretta, delle 19:30 con il telegiornale della sera, e poi dopo le 21:10 l'appuntamento con Ring, che oggi è dedicato alla politica triestina, ci sarà anche il sindaco di piazza. Buona giornata, a dopo.